Buongiorno da Sveglia Trieste, benvenuti a questa nuova trasmissione. Oggi avremo ospiti in studio Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle, consigliera comunale, e Antonio Lipolis di Fratelli d'Italia, consigliere a San Dorligo, quindi se vorrete dialogare con loro potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa del mattino, inizia fra pochissimo, subito dopo le previsioni del tempo che andiamo subito a vedere. Allora, la situazione generale secondo l'Osmeralpa regionale: l'anticiclone mantiene tempo stabile e caldo. Oggi, questa sera, un rapido fronte interesserà la regione, poi rimonterà nuovamente l'anticiclone. Quindi per oggi, giovedì 26 giugno, al mattino sereno a poco nuvoloso, nel pomeriggio variabile sui monti, caldo afoso di pomeriggio in pianura, caldo anche nei fondovalle e sulla costa, mitigato dalla brezza durante il giorno. Nel tardo pomeriggio probabili rovesci o temporali in montagna che poi verso sera e nella prima parte della notte potrebbero interessare anche zone di pianura e costa. Possibile qualche temporale più forte con locali forti raffiche di vento. Domani, venerdì 27, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, con possibilità di qualche locale rovescio pomeridiano al confine col Cadore. Su pianura e costa caldo afoso, sulla costa al mattino potrebbe soffiare Borino che poi girerà di brezza. Ancora sabato 28, sereno al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio sera, venti di brezza anche sostenuta nel pomeriggio, farà ancora caldo, zero termico in risalita fino a 4.800 metri. Questo è il quadro meteo per questo avvicinamento, diciamo così, al fine settimana. Andiamo a vedere i giornali in edicola oggi. Cominciamo come sempre con il Piccolo di Trieste, l'edizione triestina. Vediamo che si parla della seduta di ieri del Consiglio regionale, sanità e scontro in aula, centrodestra situazione ereditata, Serracchiani scaricabarile dopo anni, scintille sul terzo mandato. In Consiglio regionale la mozione di fiducia a Fedriga, il Presidente rivedere la legge elettorale, Moretuzzo una farsa, insomma scontro frontale su vari temi, a cominciare dalla mozione appunto di fiducia con cui il centrodestra cerca di appunto rafforzare la sua azione di governo, è molto criticata dalle opposizioni come abbiamo visto nella seduta di ieri. Si è parlato anche di Cabinovia qui a Trieste, Cabinovia in 10 ore votate 3 opposizioni, dibattito in frenata. Ex manifattura tabacchi, si parte a luglio con la demolizione, qui vediamo uno scorcio del grande complesso. Ubriaco contromano, poi si addormenta sul volante, successo a Trieste. Vediamo anche nave Palinuro, il veliero si trasforma in palcoscenico, la nave scuola all'ormeggio, domani il concerto Tramonti a nord-est, rive chiuse dalle 17 per questo grande concerto. Le imprese esontine tra tecnologie e nuove sfide, gli eventi appunto del Piccolo e poi autostrade in 5 mesi oltre 20 milioni di transiti, il record. Vediamo anche sempre per quanto riguarda il dibattito politico, a Roma in commissione il voto resta in bilico per quanto riguarda il terzo mandato. NATO sì all'intesa sul 5%, Trump dazi doppi a Madrid, ed è la notizia che troveremo un po' su tutti gli altri quotidiani. Diamo uno sguardo ancora al Piccolo edizione isontina. Dunque tenta di strangolare la ex fidanzata 38enne a processo, strade chiuse e divieti a Monfalcone e l'estate dei cantieri, e poi solo 3 iscrizioni a Turriaco, eliminata la prima elementare. Castello di Gorizia, tetti a nuovo e una passerella, previsto anche il completamento del cammino sul bastione ovest. Andiamo a vedere ora gli altri giornali che sono in edicola oggi. Cominciamo con il Corriere della Sera, sì alle spese NATO, show di Trump, difesa aumento al 5% del PIL, il leader statunitense attacca la Spagna che si sfila, Meloni a Donald uniti anche sui dazi. Regge la tregua in Medio Oriente, la Casa Bianca, incontreremo gli iraniani, e sull'Ucraina non esclude di inviare missili Patriot a Zelensky. Vediamo ancora
ancora lo strappo di Schlein, si riapre il fronte Gaza, Iran dov'è l'uranio, tutti approfondimenti sulla situazione internazionale. Qui c'è la fotonotizia, nozze, arrivo in elicottero, i Bezos sbarcati a Venezia, inizia la grande festa dei VIP, saranno protetti da ex Marines in moto d'acqua. Appello, l'ergastolo resta, ma su Impagnatiello è ancora polemica, esclusa la premeditazione, il delitto di Giulia Tramontano, confermato in appello l'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, ma i giudici hanno escluso la premeditazione, la rabbia e la protesta della sorella della vittima, Chiara. L'ha avvelenata per 6 mesi, così viene uccisa 2 volte. Ancora il caso di Brescia di qualche tempo fa, bimbo morto in piscina, il bagnino si è tolto la vita. Il doppio dramma all'Acqua Park. La Repubblica, la spesa militare raddoppia, alla difesa il 5% del PIL entro il 2035, Trump al vertice NATO, fantastico. La polemica, la Spagna si sfila, il presidente USA minaccia di farle pagare dazi più alti. Le reazioni, Meloni firma, i costi sono sostenibili, non toglieremo €1 agli italiani. Iran, lite sul report dell'intelligence, siti nucleari attivi. Vediamo ancora Saviano e Salvini, duello in tribunale, devi vergognarti, poi omicidio di Giulia, in appello cade la premeditazione, bimbo annegato, suicida il bagnino della piscina. La Stampa, NATO, Trump va all'incasso, sul riarmo Meloni stoppa Salvini ma cede agli Stati Uniti sui dazi al 10%, sono sostenibili. La spesa militare sale al 5% per difendersi dalla minaccia russa. La Spagna firma ma protesta, tensioni con gli USA. Vediamo nessun rimorso, confermato l'ergastolo a Impagnatiello, Torre salvata dalla denuncia e poi solo rimorsi, quella pietà da spartire, bimbo morto in piscina, suicida il bagnino. Il Fatto Quotidiano, Meloni si inchina al 5%, 700 miliardi in 10 anni, ai piedi di Trump che ricatta con i dazi il ribelle Sanchez. Mega riarmo NATO, la Premier condanna l'Italia al massacro sociale, chiede agli USA tariffe ridotte, sconfessa Salvini, target sostenibile. E poi la nostra AIA arriva in Italia, Israele uccide altri 74 Gazawi, lascio la mia terra per poterne essere il futuro, dice. Il Giornale, l'Europa si riarma, via libera più soldi per la difesa, ma i socialisti minacciano di far cadere von der Leyen. Dazi, Meloni, il 10% è sostenibile. Vergogna maleducato, scintille Saviano, Salvini in tribunale. Migranti, Berlino stoppa i finanziamenti alle ONG. Poi ancora all'interno quelle lezioni anti-Giorgia sui manuali di storia nei licei. Ma l'Occidente deve vincere la guerra per la libertà dell'Iran, l'oppressione del regime. Anche qui 2 casi di cronaca, Impagnatiello, quella sentenza che sa di beffa, e nel bresciano bimbo annegato, il bagnino morto suicida. Libero, resa dei conti, Salvini, Saviano, duello in tribunale, da più spazio a questa lite sceneggiata dello scrittore che rifiuta la stretta di mano e si mette a gridare vergognati, la deposizione del leghista, ecco perché querelo. E poi la regola del 5% del PIL, Trump la spunta, la NATO vara il piano di riarmo. Vediamo ancora il Sole 24 Ore, Gaza ancora bombe, uccisi 41 palestinesi, incursioni in Cisgiordania. Il quadro, il Qatar, insistere per i negoziati sulla striscia, Siria, dialogo con Israele. L'analisi, la tregua con l'Iran apre ora uno spiraglio per Gaza. Energia, meno vincoli per gli aiuti. La Commissione europea allenta e semplifica le regole sugli aiuti di Stato per favorire il sostegno pubblico alla decarbonizzazione. Delfini, i soci chiedono di vendere gli asset finanziari e poi intesa al vertice NATO, la spesa per la difesa arriverà al
al 5% del PIL. Domani NATO, scambio tra l'Unione Europea e Trump, più spese per non mollare Kiev. Iran è giallo sui reali danni ai siti nucleari, programma ritardato solo di pochi mesi. Al summit dell'Aia l'Europa si piega a investire nella difesa fino al 5% del PIL, Meloni compresa. Il tycoon apre ai missili Patriot per l'Ucraina e loda Zelensky, ma la sua è la strategia dell'incertezza. Dal conduttore Viviani all'emendamento RAI, parchi e riciclati e la Lega delle poltrone, invece l'inchiesta di domani. Allora, torniamo al piccolo di Trieste per vedere le notizie della nostra regione. Andremo a rivedere dopo magari le notizie internazionali che abbiamo già visto in tutti i quotidiani sotto diversi punti di vista. Andiamo alla regione, dicevo, scontro frontale in Consiglio su sanità e terzo mandato, duello Fedriga opposizione, mozione di fiducia in aula, epilogo il 1° luglio, salute dal centrodestra frecciata sull'era Serracchiani, il centrosinistra graffia, crisi legata al destino del governatore che ribatte è la vostra ossessione. Allora, rivediamo insieme i nostri servizi, a cominciare proprio dalle parole in aula di Massimiliano Fedriga. Hanno chiesto un approfondimento al governo sul terzo mandato, perché anche in questo caso un bambino capirebbe che questa consigliatura scade nel 2028 e oggi emergenze su questo, anche se uno volesse farlo, non esistono. Siamo adulti, non esistono. Siamo bambini. Ma infatti per questo mi sorprende che interveniate in questo modo. Un lungo dibattito a tratti acceso per la presentazione in Consiglio regionale dell'attesa mozione 158 sull'aggiornamento del programma di governo della Giunta Fedriga, documento redatto e condiviso dalla coalizione di maggioranza a seguito della crisi scoppiata un mese fa dopo l'attacco del ministro Ciriani. Fedriga ha posto la questione di governo sulla mozione che sarà votata con appello nominale martedì 1° luglio. Abbiamo fatto una mozione dove vogliamo rafforzare l'attività di governo, compattare questa maggioranza in un interesse collettivo che ha portato, credo, in questi anni a buoni risultati per la Regione, che l'hanno fatta crescere, che hanno diminuito la disoccupazione, che hanno visto avere contributi importanti a favore delle nostre famiglie, a favore delle imprese, per la sostenibilità ambientale. Penso alla norma sul fotovoltaico, dove siamo riusciti, unica regione d'Italia, a differenziare le tasse sulla casa introducendo lo sconto per la prima e seconda casa con Iglia. Quindi penso abbiamo fatto un lavoro importante e vogliamo continuare a farlo. Un testo che non ha convinto le opposizioni, che hanno attaccato a più riprese, rimandando il vero nodo irrisolto alla questione del terzo mandato. Hanno voluto sollevare un problema che non è citato dalla mozione, che non è stato citato dai capigruppo di maggioranza degli interventi, che non è entrato. Mi scusi, infatti io capisco che viene giù l'unica cosa a cui cercavate di aggrapparvi per fare polemica, però vi racconto la verità dei fatti, mi dispiace raccogliere così male, però dovete prenderne atto di una verità ineludibile per voi. E dal dibattito in aula è emersa la questione della riforma della legge elettorale. È una riforma che dobbiamo fare, ma semplicemente per rappresentare, noi dobbiamo trovare, non esistono sistemi perfetti, però dobbiamo trovare un sistema che rappresenti al meglio la volontà espressa nelle urne da parte degli elettori. Ma guardi, questa mozione potevano presentarla anche un minuto prima, perché è talmente priva di contenuti, è proprio la dimostrazione che la Giunta Fedriga e il Presidente Fedriga non hanno una capacità programmatoria. Sulla sanità, dove sono davanti a tutti i risultati di questa assenza di strategie con le liste d'attesa, cosa ci sono? 3 parole, 3 righe che dicono delle banalità. Hanno parlato di farsa, di cose ridicole, non hanno capito che questo era veramente un momento di democrazia, cioè c'è stata una verifica nella maggioranza che non ha mai toccato quest'Aula, perché la maggioranza consigliare è sempre andata avanti, ha sempre lavorato, e si conclude questa verifica in un impegno istituzionale. Al di là del contenuto della mozione, che oggettivamente è molto scarno, noi abbiamo contestato alla maggioranza e al Presidente Fedriga che questa è l'ultima puntata di una commedia che ormai si trascina da tempo, che è diventata una sceneggiata e una farsa, che riguarda di fatto solo ed esclusivamente
all'interno della maggioranza una lotta di potere legato al terzo mandato. Noi del centrodestra abbiamo delle anime diverse, assolutamente, Fratelli d'Italia, Lega, Lista Federica, Forza Italia, ma abbiamo le idee comuni e abbiamo un programma da portare a termine. Questo ci distingue dal centro-sinistra, che non solo litiga di solito con se stesso, ma non ha nemmeno un'idea di governo. Io l'ho intitolata Tanto rumore per nulla. Abbiamo visto una mozione che insomma è stata fatta così, un po' tagliata con l'accetta, una sorta di esamino di terza elementare. Però c'è una postilla principale, è quella sulla sanità, che dice che c'è l'eredità di questa sanità precedente, ma l'assessore sono 7 anni che sta governando. La coalizione è coesa e compatta e lo dimostreremo con il voto a questa mozione, che è una mozione di fiducia di governo, ma la fiducia il Presidente Fedriga l'ha ottenuta nel 2023 quando 2 cittadini su 3 della nostra regione hanno votato a favore della coalizione di centrodestra. Abbiamo sentito anche alcune voci appunto della maggioranza e dell'opposizione in Consiglio regionale. Andiamo alla cronaca di Trieste, ora cambiamo argomento e vediamo che c'è sul piccolo il recupero dell'ex manifattura tabacchi, via la demolizione totale a luglio, lo sviluppo della zona industriale. Ok, della soprintendenza non resterà in piedi nulla. Fracasso parla con il Coselac per il futuro logistico. È tempo di dire addio all'ex manifattura tabacchi. Per coloro che erano rimasti affezionati a quei 55.000 metri quadrati in zona industriale ci sarà tuttavia la grande consolazione, la demolizione, infatti il passaggio preliminare per il recupero di un angolo cruciale della zona industriale triestina, senza precisa funzione da quasi 30 anni, rilevato dall'imprenditore veneto Francesco Fracasso ancora nell'estate 2021. Da quella volta si trascina come consuetudine per operazioni del genere una lunga trafila burocratica che ora però sta per giungere al termine. Firmato il rogito lo scorso autunno, ottenuto il beneplacito della soprintendenza che a voce in capitolo a causa della vicinanza alla linea di costa e non come si era creduto per una falsa attribuzione dell'ex manifattura Pierluigi Nervi, per l'enorme complesso di via Malaspina. Sono le ultime ore di vita. Fracasso nel suo elegante studio triestino all'ex Maddalena disegna il futuro che tra acquisizione e cantiere iniziale balla tra i 7 e 8 milioni di euro. La novità principale riguarda proprio la demolizione. A differenza di quanto ipotizzato mesi fa, provvederà a fare piazza pulita di tutto lo stabilimento senza mantenere in piedi nemmeno i 7.500 metri quadrati della navata centrale che doveva sopravvivere. L'obiettivo è partire il prossimo mese. E qui vediamo dall'Italcementi ai nuovi terminal, canale navigabile, crocevia di traffici, la vivacità ritrovata dopo molti anni di stallo, tanti gli investimenti da Milano a Budapest. Qui vediamo invece che nave Palinuro è arrivata all'ormeggio, così il veliero diventa palco. L'imbarcazione scuola della Marina Militare davanti alla Scala Reale di Piazza Unità. Domani il concerto Tramonti a nord-est. Le rive resteranno chiuse dalle 17. Qui vediamo appunto tutti i dettagli, ce ne siamo occupati anche noi in un servizio ieri di Bernardo Gulotta. La viabilità limitata e lo stop alla ciclabile, divieti di transito e sosta nella zona. Non so se possiamo far rivedere il servizio appunto del collega Gulotta proprio su nave Palinuro che all'ormeggio è arrivata ieri e diventerà il palco del concerto, del grande concerto di Elisa Taranai e tanti altri artisti. Non lo vedo ancora pronto. Nave Palinuro da ieri mattina è ormeggiata a Trieste dopo aver trascorso la notte tra martedì e mercoledì in rada ai 3 alberi della Marina Militare. Si trova ora sulla riva del Mandracchio e di fronte a Piazza Unità d'Italia è subito diventato protagonista, nonostante di fronte a Scala Reale stiano allestendo le strutture per il concerto Tramonti a nord-est di domani sera. La nave scuola sarà parte integrante del concerto di domani e non farà solo da sfondo. Di fronte in Piazza Unità verrà invece realizzato il villaggio delle eccellenze. Allora rivediamo insieme il servizio.
È ormeggiata di fronte a Piazza Unità la nave scuola Palinuro, lo storico veliero della Marina Militare Italiana, che in questi giorni regala a cittadini e turisti un colpo d'occhio suggestivo nel cuore del centro triestino. Con i suoi alberi maestosi e la possibilità di salire a bordo per visite guidate, la Palinuro rappresenta un affascinante esempio di tradizione navale ancora viva. La sua presenza in città anticipa una serata speciale, prevista per venerdì 27 giugno, quando la nave diventerà un vero e proprio palco galleggiante per la rassegna musicale Tramonti a Nord-Est, promossa dalla regione Friuli Venezia Giulia. Un evento gratuito e aperto a tutti, che vedrà salire sul palco alcuni dei nomi più amati del panorama musicale italiano. Elisa, che in qualche modo gioca in casa, Tananai, Jamie Tights e DJ Mace, per un concerto unico sia per l'atmosfera che per la scenografia naturale del Golfo di Trieste. Realizzato in collaborazione con la Marina Militare Italiana, l'appuntamento unirà spettacolo, cultura e valorizzazione del patrimonio marittimo, offrendo alla città un'esperienza capace di fondere musica, storia e identità locale. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale, dove abbiamo il commissario Fulvio De Grassi al telefono. Buongiorno. Buongiorno Buccarella, a lei e ai telespettatori. Iniziamo con il dire che per quanto riguarda la notte appena trascorsa, fortunatamente nessun incidente è rilevato, interventi di pattuglie soprattutto per un caso di cui vi dirò dopo. Al momento invece siamo già su un intervento di bonifica da olio su careggiata, sostanza oleosa persa da una spazzatrice, probabilmente si tratta di liquido idraulico, in Largo Roiano, che è già stato bonificato. Poi anche in via Baiamonti, Trace, e in via Valmauro abbiamo 2 pattuglie che seguono per la bonifica e la pulizia del manto stradale. Il caso di cui vi parlavo prima è in via Montebello, tra il 22 e il 24, come civici, risulta chiusa questo tratto di via Montebello per caduta, anzi per un muro pericolante dietro ordine dei vigili del fuoco. È stato chiuso questo tratto. Ci sono dei preavvisi sugli Acumano e sugli Agrimani e su strada per Cattinara a Montebello. Ovviamente ci sono dei disagi per i residenti in loco. Comunque ricordo, al momento nel tratto compreso tra il 22 e il 24 di via Montebello la strada risulta chiusa per questo muro pericolante. Come lavori ricordo lo scavo che si sta svolgendo da qualche giorno a Barcole, in Viale Miramare, all'altezza dell'incrocio con la salita Ceda San Mare. Soprattutto nelle ore di punta crea molto disagio, in quanto il traffico si svolge per file alternate, ci sono dei movieri sul posto, perciò se qualcuno deve raggiungere l'altipiano e andare anche oltre, il consiglio è di non usare il Viale Miramare e la strada costiera il più possibile. Per quanto riguarda altro da segnalare, per quanto riguarda solamente questa sera, lavori di segnaletica notturna in varie zone, tra cui Roiano, Greta, Strada del Friuli, Barcola, via Rossetti, la Marmora, via Valmaura, perciò attenzione soprattutto di sera a non parcare i veicoli se ci sono righe già preesistenti o se ci sono dei divieti temporanei. Il traffico al momento è tranquillo, da quanto posso vedere, altri interventi non abbiamo, speriamo una mattinata buona, vi ripasso la linea. Grazie, buona giornata e buon lavoro a lei e ai colleghi, grazie. Allora, noi andiamo avanti a leggere il giornale, andiamo sul Piccolo nuovamente per l'ultimo saluto a Widman, un trascinatore in piscina, Guido Widman, morto a 74 anni, e poi ancora in 10 ore votate 3 opposizioni, il dibattito lento sull'Ovovia. L'8ª seduta è dedicata alla variante urbanistica accesso nord. Lunedì si cambia argomento, il Consiglio discuterà le variazioni di bilancio. Dalla maggioranza il primo intervento in aula. Ukmar del Partito Democratico invita alla riflessione. Abbiamo realizzato anche noi il servizio appunto che dà conto di quello che è successo ieri in Consiglio Comunale sulla cabinovia, dalla lite iniziale tra i consiglieri Francesco Russo e Marcello Medao sul rispetto del regolamento, alla t-shirt dell'assessore Bertoli col disegno della cabinovia marchiata con l'aquila bicefala,
passando per il battibecco tra il sindaco di Piazza e il consigliere La Terza sulla riqualificazione negli anni 90 di Piazza Unità, fino alla bottiglia d'acqua lanciata per errore dal consigliere Corrado Tremule al richiamo della capogruppo Alessandra Richetti a un centrodestra che oltre a non parlare neppure ascolta, la capogruppo 5 Stelle, che avremo fra l'altro qui in studio anche noi a partire dalle 8, quindi fra circa una mezz'oretta. Insomma, queste alcune delle schermaglie all'interno del Consiglio Comunale. Rivediamo insieme il servizio. La telenovela consigliare sulla cabinovia torna con un nuovo episodio d'aula. Oggi la riunione del Consiglio Comunale si è di fatto ripresa con un copione consolidato. L'opposizione all'attacco e la maggioranza a schierarsi in difesa, che il catenaccio di Nereo Rocco, ripreso poi da Elenio Herrera, può solo spostarsi. Tanto che dopo iniziali frizioni il capogruppo dei Fratelli d'Italia Meddau prende il regolamento e indica il punto dove si specifica che gli interventi devono essere pertinenti. Effettivamente, leggendo il regolamento, l'articolo 46,5 prevede che le controdeduzioni devono essere affrontate, sì, ma devono essere affrontate in modo molto severo ed aderente, quindi devono parlare di quello che è la controdeduzione. Invece qui un po' si parlano dei massimi sistemi, di sondaggi, di articoli, insomma, quindi non penso che sia adatto. Non si muove dalla linea intrapresa all'inizio il fronte sinistro dell'Aula. Paolo Altin della lista Russo commenta quasi seccato la ripresa di questo tipo di lavori. Semplicemente noi non dovremmo essere qui oggi a discutere di cabinovia, avremmo dovuto dapprima interpellare la cittadinanza e poi, se non altro, aspettare il pronunciamento del TAR sui 5 giudizi pendenti. Potevamo aspettare il giudizio del TAR, nel frattempo fare ciò che l'ordinaria amministrazione della città richiede, le tariffe tari, i debiti fuori bilancio, le variazioni di bilancio, e poi all'esito delle pronunce proseguire con i lavori della cabinovia. Il secchio di ghiaccio in una giornata calda lo rovescia il consigliere del PD Ukmar, che inizialmente ne ha per tutti, poi si svincola dalla marcatura della sua fronda politica con una dichiarazione che lo distingue dal coro dei compagni. E il centrosinistra risponde oggi sul giornale dicendo che l'unica alternativa sarebbe il tram sulle rive. Definisco questo modo di procedere del centrosinistra e del centrodestra un massimalismo vuoto e inconcludente, che non porta da nessuna parte, vuoto e inconcludente. Anche perché, scusate, il tram sulle rive non si capisce per andare dove e per portare chi. Quindi non sto parlando soltanto, parlo all'Aula e parlo anche al centrosinistra, un massimalismo vuoto e inconcludente, quindi politicamente inutile. Sei all'opposizione e dice la maggioranza o fai come dico io oppure niente, e poi c'è qualcuno del centrosinistra che però ritiene che forse bisognerebbe aprire un altro tipo di ragionamento e viene smentito, e va bene. Siccome io le battaglie per una cosa inutile, cioè il tram sulle rive, non la faccio, fino al voto di questa delibera non interverrò più. Facciano loro che sanno. Era particolarmente arrabbiato, insomma, il consigliere Ukmar. Allora, torniamo sul piccolo per darvi conto della cronaca di ieri. Allora, una tragedia: anziana precipita dalla finestra, dramma dopo la morte del marito. L'81enne Vincenza si è lasciata cadere dal quarto piano, deceduta in ospedale, shock nel rione. E poi l'altra notizia che abbiamo dato anche noi ieri, corredata dal video impressionante: in auto ubriaco e contromano si addormenta sul volante. 31enne triestino fermato a Rabuiese dalla stradale. Poteva provocare un frontale con conseguenze drammatiche, viste le condizioni con cui si è messo alla guida. Era totalmente ubriaco e procedeva contromano. Allora, rivediamo insieme il servizio con il video impressionante di questo avvenimento. Allora, vediamo. Alla guida in autostrada, ubriaco e in contromano. Ecco le immagini shock del veicolo all'altezza della galleria di Montedoro. Poteva essere una tragedia, un pericolo per se stesso e per gli altri. Il grave fatto è avvenuto alle 4 del mattino di sabato 7 giugno. Alla guida dell'auto un ragazzo italiano di 31 anni. Per bloccarlo e scongiurare il pericolo è intervenuta la polizia stradale di Trieste.
Tutto è partito da una segnalazione della sala operativa della Polizia Stradale di Udine che informava del veicolo in transito contromano in direzione Rabuiese. La Stradale di Trieste, intervenuta immediatamente, ha intercettato la macchina ferma sulla corsia in senso opposto alla giusta direzione di marcia. Il 31enne era semisvenuto, riverso sul volante. I poliziotti lo hanno identificato. Il giovane era in evidente stato di alterazione alcolica, come testimoniato dal test con l'etilometro. Una concentrazione altissima di alcol, 2,6 grammi per litro di sangue, una concentrazione talmente elevata che il ragazzo è sprofondato in uno stato di incoscienza. L'uomo è stato denunciato e il veicolo sequestrato. Allora, questa è la notizia, allora ancora il tempo per un'altra notizia sul piccolo. Va in arresto cardiaco, 70enne salvata dai sanitari del 118, la donna soccorsa nel bar di Largo Bonifacio. I sanitari del 118 ieri pomeriggio hanno salvato una 70enne in arresto cardiaco. La signora si era sentita improvvisamente male intorno alle 17:30 mentre si trovava al Gran Bar Excelsior di Largo Bonifacio all'inizio di Viale 20 settembre. Il medico e l'infermiere dell'ambulanza e automedica sono riusciti a rianimarla e stabilizzarla. Il battito cardiaco ha quindi ripreso. La 70enne è stata quindi portata con urgenza in codice rosso all'ospedale di Cattinara. Le condizioni climatiche di questi giorni con il caldo e i livelli di ozono suggeriscono prudenza in particolare per le persone in età avanzata. Non a caso ieri sia il Comune che la SUGI hanno diramato un comunicato per allertare la cittadinanza sui rischi appunto di questa particolare situazione climatica. Ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta, allora torniamo alla nostra rassegna stampa del mattino, torniamo sul Corriere della Sera per vedere la situazione internazionale. Qui vediamo in primo piano la foto, la NATO alla svolta del 5%, Trump esulta, storico, varato l'incremento delle spese per la difesa, il leader degli Stati Uniti contro la Spagna esentata. Andiamo ancora avanti, sberleffi, battute e superlativi, Fordo come Hiroshima, Donald cannibalizza il vertice e tramuta tutto in vittoria. Il tycoon contro i media, poi rassicura una giornalista ucraina. Sempre sul Corriere della Sera la minaccia del tycoon a Sanchez, gli applicheremo tariffe doppie. Nel complesso i paesi UE dovrebbero spendere 510 miliardi in più all'anno per la difesa. Zelensky ottiene aiuti dagli USA e la promessa di nuovi Patriot. Ripresa la collaborazione di intelligence ma nessun riferimento all'adesione di Kiev alla NATO. Sempre per quanto riguarda gli scenari internazionali, Meloni e il piano di spese militari, non togliamo un euro dalle priorità. La leader, noi determinanti nell'intesa, ora serve il cessate il fuoco in Ucraina e a Gaza. Sempre per quanto riguarda il vertice, il messaggio a Donald, se uniti sulla difesa non ci può essere competizione sui dazi. Così la Premier, attenzione alla Libia, anche lì c'è la Russia. Gli USA, vertice con gli iraniani, duello sui danni ai siti nucleari, Teheran pronti alla denuclearizzazione e Israele rivela usati anche comando di terra. Per quanto riguarda il Medio Oriente in fiamme, qui vediamo Gaza senza tregua, Netanyahu al bivio. Dopo l'Iran si riapre l'interrogativo sul destino della striscia. Ieri uccisi 7 soldati israeliani. I piani americani e l'idea che per Bibi sia più utile un patto con Riyadh di un'occupazione. Sempre sul Corriere della Sera rimaniamo il primo piano sul Medio Oriente in fiamme, dove è finito l'uranio di Teheran. È la domanda, tutte le mosse degli ayatollah prima delle bombe sui siti nucleari e gli effetti sui programmi iraniani. Schlein, strappo con von der Leyen e sull'Italia, stato sociale a rischio, la leader PD a Bruxelles, Meloni non sa dire no a Trump, Ursula i nostri voti non scontati. Vediamo sempre per quanto riguarda gli scenari europei, in questo caso l'avviso dei socialisti, la maggioranza dell'Unione Europea ora traballa sui nuovi criteri green.
Ultimatum del PSE, basta piegarsi ai popolari e alle destre. Riforme, la frenata del centrodestra, l'opposizione attacca, sono divisi. Slitta l'esame di premierato e giustizia, Donzelli sul terzo mandato, intesa Lega, Forza Italia o non votiamo. Questa è la questione che torna anche a livello nazionale nella politica italiana. Lui un insultatore, no, vergognati, Salvini, Saviano, scintille in tribunale, il ministro conferma la querela per un post del 2018. Vediamo appunto, si accomoda in aula, affosa del tribunale, in premessa declina l'offerta del pubblico ministero con la Iocco, il ministro dei trasporti Salvini non intende rimettere la querela nei confronti dello scrittore imputato Roberto Saviano, si ritiene gravemente diffamato da quel post del 21 giugno 18 quando era titolare dell'Interno. Salvini, scrisse Saviano, oggi è definibile ministro della malavita, espressione coniata da Gaetano Salvemini. Questo è il motivo, insomma, del contendere che è arrivato fino all'aula del tribunale. Gli esteri, New York, la sorpresa delle primarie, Mamdani trascina a sinistra i Dem, bocciato Cuomo che i vertici del partito avevano rispolverato malgrado le accuse di molestie. Delitto di Giulia Tramontano, resta l'ergastolo a Impagnatiello, ma non ci fu premeditazione ed è questo appunto il punto oscuro di questa sentenza. Milano, la sentenza d'appello per il femminicidio, i giudici escludono una delle aggravanti. Il verdetto, la lettura, l'imputato rimane impassibile, 2 metri dietro di lui la famiglia della vittima. La rabbia della sorella Chiara l'ha avvelenata per 6 mesi, lo sfogo sui social, vergogna, è stata uccisa 2 volte proprio per la mancanza di questa aggravante della premeditazione. Lui cercò su internet quanto veleno serve per uccidere una donna e l'ha fatto. Anche qui l'altro caso di cronaca, la tragedia, bimbo annegato a 4 anni in piscina, si uccide il bagnino dell'Acquapark Brescia, il 37enne era sparito da lunedì, il sindaco la colpa e anche dei giudizi sui social. Poi vediamo anche un altro omicidio, il doppio omicidio. Kaufman chiede di tornare negli USA, sono innocente, la madre di lei per mesi è sparita, poi le foto della bimba, qui vediamo mamma e figlia a Roma, un frame del video del film inesistente. Questo è un caso ancora molto complesso. Vediamo Garlasco, un altro caso antico, Garlasco, le tracce di DNA sul pattume sono tutte di Chiara, una è di Stasi, dagli yogurt al piattino i risultati della perizia sui resti della colazione mai analizzati prima. Qui vediamo i protagonisti di questa vicenda che risale a 18 anni fa, mentre ieri ci siamo occupati nuovamente di un altro delitto che risale però a 3 anni fa, più di 3 anni fa, 3 anni e mezzo fa, qui a Trieste, quello che ha portato alla morte di Liliana Resinovic. Ieri ci sono state nuove dichiarazioni da parte dell'amico Claudio Sterpin, raccolte nel prossimo servizio da Gianluca Paladì. Loro hanno fatto un baruffone per la sera, li hanno sentiti in strada. Lui è andato a portare quei famosi coltelli in rossoni e lei lo aspettava, e questo è provato dalle carte stazionarie. Lei era ferma in macchina ad aspettarlo, lui ha trovato, c'era una specie di degustazione vini al primo piano rispetto a dove lui ha portato i coltelli, e ha portato i coltelli per non doverlo fare la mattina dopo, così lui ha dichiarato che è andato a portare i coltelli là. In realtà l'ha fatto la sera prima, allora era già tutto preparato, pronto il caso. Questo fatto è premeditato da chissà quando, da più persone, io direi una mezza dozzina addirittura in concorso, se non perfino di più. Un omicidio premeditato, quello di Liliana Resinovic, di più, almeno 6 persone avrebbero concorso al delitto. Sarebbe andata così, secondo l'amico del cuore della donna, Claudio Sterpin.
A 2 giorni dall'udienza di incidente probatorio, dove è stata assunta come prova la testimonianza dell'amico intimo di Liliana Resinovic in ordine ai fatti di omicidio e ai rapporti intrattenuti fra Sterpin, Liliana e in ordine ai rapporti fra la 63enne e il marito Sebastiano e la loro cerchia di amici, come recita il documento del PM Ilaria Iozzi, l'86enne si sfoga in un'intervista al telefono con la nostra emittente. Claudio ripercorre le ore trascorse fra il 13 e il 14 dicembre 2021, giorno della scomparsa di Liliana. Secondo l'86enne, Sebastiano Visintin, indagato per l'omicidio della moglie, avrebbe anticipato il momento della consegna dei coltelli alla pescheria del supermercato in Galleria Rossoni alla sera del 13 dicembre, anziché come previsto la mattina successiva. Era già tutto preparato, pronto, dice Sterpin al telefono, ma non è tutto. Lei ha pianto tutta la notte perché aveva mal di denti, e invece probabilmente ha pianto perché erano in una continua baruffa. Non è escluso che lei gli avesse accennato qualcosa. E che cosa? Che stava per lasciare il marito? Questo Claudio Sterpin ce lo aveva già raccontato, dicendo che forse la presunta conversazione in cui Liliana avrebbe comunicato a Visintin che il loro rapporto era al capolinea avrebbe determinato la condanna a morte della donna. Intanto nelle scorse ore è emersa la poesia che Liliana avrebbe inviato a Claudio, un testo che comincia così: quando non mi vedrai, quando non ci sarò più, tu cercami, chiudi gli occhi e cercami fra i tuoi ricordi. Suggestive come parole, dato che parliamo di scomparsa e morte di una donna. Ma a differenza di quello che si credeva all'inizio, gli opinionisti di tutta Italia si sono scatenati. La poesia non scritta da Liliana non è altro che la foto di un testo che fa parte di una raccolta social di varie poesie scritte da diversi autori, inviato a Claudio non una settimana o 10 giorni prima che la 63enne scomparisse, bensì a ottobre, 2 mesi prima. Questa è una lettera che lei mi ha mandato in tempi non sospetti, sicuramente in tempi non sospetti. Io considero poco più, poco meno a ottobre, quando tra di noi si parlava di tutto e di più, compreso il fatto e soprattutto io lo mettevo spesso davanti, cioè era un passo non indifferente a quello che lei intendeva fare. Io ero vedovo, per cui non cambiava più di tanto la mia situazione. Lei era ancora accasata col marito, anche se non erano più marito e moglie da anni. Allora, queste le parole di Claudio Sterpin. Torniamo a leggere il giornale, torniamo sul Corriere della Sera per il matrimonio VIP. Bezos e Sanchez sbarcati a Venezia, le 3 blindatissime feste VIP. La coppia ieri ha fatto visita a Diane von Furstenberg. Questa sera il primo party, questo è il grande matrimonio. Qui vediamo la foto della coppia. Ora torniamo sul piccolo invece per le notizie più vicine a noi. Riconsegnato alla chiesa dopo 6 mesi di restyling, dipinto del 600 restaurato torna a Sant'Antonio Nuovo, intervento promosso dal Rotary Club Trieste con la partecipazione della Fondazione Casali. L'iniziativa è stata realizzata in collaborazione con l'Ateneo e le Belle Arti. Qui vediamo l'opera, il dipinto restaurato con Don Rose e referenti del Rotary. Ancora vediamo altre notizie dall'altipiano e dai paesi vicini. Allora, l'intervento di Friuli Venezia Giulia Strade sulla ciclopedonale, al via i lavori sulla pista Cottur, pavimentazione da rifare. Si inizia da Draga Sant'Elia, coperto il tratto tra il confine di Stato e Campanelle. Le parti in sterrato rimarranno tali ma saranno sistemate a beneficio dei ciclisti. Qui vediamo i cartelli: causa lavori di ripristino della pavimentazione ciclabile. Dal 16 giugno in realtà saranno chiusi dei tratti di ciclo pedonale. Sono dunque iniziati questi lavori. Park del Belvedere affidato alla Movea, pace con il comune. L'area di Belvedere alla Costa dei Barbari ora a pagamento. A Movea ha fatto l'Emplane, da oggi la SRL di Nocera Superiore, già aggiudicataria della gestione dei parcheggi della Baia di Sistiane sul porticciolo di Duino, si occuperà anche del parcheggio del Belvedere, situato alla sommità del Costone, che domina la spiaggia della Costa dei Barbari. Lo annuncia il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrovez. In questi giorni gli uffici comunali, spiega, hanno concluso l'iter amministrativo, perciò la Movea diventa per quest'estate il nostro partner per tutti i parcheggi dell'area del litorale. I parcometri stanno per entrare in funzione e la segnaletica orizzontale sta per essere disegnata sull'asfalto, perciò siamo pronti. Questa è la novità
difficoltà per quanto riguarda il comune di Duino Aurisina. Acquedotto del Carso e siccità, limitare i consumi d'acqua. L'appello dei sindaci di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino. Le regole per evitare gli sprechi nel timore degli incendi e in attesa della pioggia. A Muggia, ora andiamo a Muggia, approva le nuove opere dai parchi alla protezione civile, le variazioni di bilancio in consiglio comunale, delibere votate dal centrodestra, il gruppo Dem astenuto e gli altri fuori dall'aula, spazio anche al finanziamento destinato alla sede delle associazioni di Via Roma. Qui vediamo la foto del sigillo della cittadina consegnato all'ex vicequestore Vecchiet, andato in pensione, e poi anche si è parlato ieri, nella giornata di ieri, delle novità che ci aspettano i cittadini di Muggia e chi si reca in quella cittadina per quanto riguarda la viabilità per i lavori sul Fugnan. Ne ha parlato ieri ai nostri microfoni il sindaco Paolo Polidori, che è intervenuto per raccontare che questi lavori sono urgenti, sono d'emergenza, quindi vanno effettuati durante l'estate. L'ha spiegato bene ai microfoni, allora sentiamolo di nuovo. Siamo ormai a ridosso dell'inizio dei lavori che potrebbero cominciare verso fine luglio, inizio agosto, per quanto riguarda tutta questa parte che partirà da Largo Caduti per arrivare praticamente fino all'incrocio di Via Mazzini con Via San Giovanni. Un intervento estremamente importante in emergenza, e dico subito che per quanti si domanderanno ma come mai si comincia a mettere mano al cantiere nel periodo estivo quando c'è più traffico dovuto appunto all'estate, dovuto ai turisti e ai movimenti che ci sono? Perché non si può perdere nemmeno un giorno. Così il sindaco di Muggia Paolo Polidori ha spiegato lo stato dei lavori che interessano la volta del Fugnan, un cantiere molto complesso ma necessario. Le risorse derivano in parte dalla regione, in parte dal comune di Muggia. La viabilità sarà modificata di volta in volta. Durante l'estate, nella prima fase delle opere, il traffico comunque resterà invariato. Non si è perso un secondo per tutte le fasi, dallo studio agli interventi che sono stati fatti per le ispezioni che sono state fatte per vedere lo stato dell'arte sotto, alla progettazione, al reperimento dei fondi, che sarà un'operazione da 2.850.000 euro più 450.000 euro, perché una volta che apriremo i torrenti, la volta dei torrenti, sarà anche il problema dello smaltimento di tutto quello che si è accumulato nel corso dei decenni. Il cantiere complessivo partirà da Largo Caduti, avrà 7 fasi e una durata totale di 410 giorni. Un intervento molto importante sul quale però riusciremo in 7 fasi diverse di cantiere a mantenere aperta la viabilità. Ci saranno sicuramente dei disagi, ma questa è ovviamente, come potete capire, è un'operazione, è un cantiere che non può essere rimandato perché ne va della sicurezza dei cittadini. Ci spostiamo per un attimo a Gorizia, vediamo ancora le notizie sul piccolo nell'edizione isontina. 1 milione di euro per il castello, tetti a nuova, una passerella collegherà il bastione ovest completando i camminamenti da recuperare, l'appartamento del custode stop a infiltrazioni. Riprese cinematografiche sabato e domenica con figuranti in costume sempre al castello di Gorizia, e poi la riapertura della sinagoga. Cittadinanza onoraria al Duce. Il comune si difenderà al TAR, ha affidato all'avvocato Piccoli il compito di resistere al ricorso contro l'onorificenza. Il legale solleverò l'inammissibilità, la questione politica non certo giuridica. Ancora andiamo a vedere quegli occhiali misteriosi sulla statua di Michael Stetter, qualcuno li ha infilati sul volto del filosofo goriziano morto suicida. Nei prossimi giorni verrà ricollocato il cappello da poco ritrovato. Scelti nuovi gestori del caffè teatro, sempre a Gorizia, tra loro l'inventore del VIP Club di Cortina. Spostandoci a Monfalcone, vediamo le opere pubbliche che abbiamo già visto in prima pagina, opere pubbliche in città, l'estate calda dei cantieri tra strade interrotte, deviazioni e divieti di sosta. E le sue mani sul collo poi sono svenute il drammatico racconto in aula dell'ex di un 38enne a processo per tentato omicidio
omicidio, maltrattamenti, lesioni e minacce. Questa è l'udienza in tribunale. Poi ancora nuovi vigili precari, una scelta discutibile, l'affondo del consigliere Dem Moretti. Ancora la serie di contributi erogati tra il 24 e il 25, case senza barriere, 53.000 euro ai privati. E poi al bar La Carrozza tornano caffè e toast grazie a Mohamed, il trentenne bengalese ha preso in affitto il locale chiuso dopo i blitz antidroga del 2024. Torniamo all'edizione di Trieste ancora per vedere che la festa patronale di Muggia entra nel vivo, oggi entra nel vivo con la processione, le celebrazioni per i santi Giovanni e Paolo, prosegue invece la sagra dei protettori. Noi ieri invece ci siamo occupati di un'altra iniziativa per valorizzare il mercato coperto di Trieste, quello di via Carducci, che ha visto una mozione di Idea Giuliana essere approvata all'unanimità, quindi anche da tutte le altre forze politiche presenti in quinta circoscrizione. Allora rivediamo insieme il servizio. Trasformare gli eventi sporadici come il Farmer and Artist, che ha portato in 2 giorni 6.000 visitatori, in appuntamenti periodici più ravvicinati nel calendario, con lo scopo di rivitalizzare il mercato coperto di via Carducci. È l'intento della mozione della civica Idea Giuliana, primo firmatario Giorgio Cecco, approvata all'unanimità in quinta circoscrizione. In questo momento il mercato coperto è in gran parte inutilizzato, è una struttura storica della nostra città, e dove però si svolgono diversi eventi anche molto interessanti nel corso dell'anno. Ecco, la mozione chiede che magari questi eventi vengano ripetuti più volte, magari mensilmente, bimensilmente, proprio su richiesta sia dei cittadini che sono in loco ma che raggiungono la struttura ogni giorno, ma anche dai stessi commercianti che adesso sono stanziali all'interno della struttura, perché porta tanta gente, porta evidentemente commercio e anche fa conoscere questa struttura comunque importante della nostra città. Il tema del rilancio del mercato coperto è trasversale. Alla mozione votata da tutte le forze presenti nel Parlamentino ha contribuito anche adesso Trieste con un emendamento che ribadisce la necessità di un progetto di riqualificazione strutturale e gestionale della struttura. Andiamo ora alle pagine dell'economia sul piccolo e diamo un'occhiata a quello che ci racconta sull'autostrada, le autostrade regionali, il record dei transiti da gennaio a maggio superata quota 20 milioni più 3,2% rispetto al 2024. Traffico in aumento, 5 giorni da bollino nero fra luglio e agosto. Società Alto Adriatico ha completato 19 cantieri in 2 mesi e mezzo. Da aprile investiti complessivamente oltre 2 milioni e mezzo per le manutenzioni. Restano i lavori alla barriera dell'Isert che saranno ultimati nei primi mesi del 2026. Binari, marciapiedi, fibra, linee sospese e deviate per i lavori sulla ferrovia. Dalla Sacile-Gemona alla Trieste-Opicina, tutti i provvedimenti previsti dalla rete ferroviaria italiana anche in estate, in certi casi coinvolti treni fra il 10 e il 50% nei mesi a singhiozzo lungo la rete regionale. Qui vediamo tutto il quadro dei lavori. La Regione rassicura, le operazioni saranno concentrate nei periodi di ferie di aziende, uffici e chiusura scuole. Preoccupano però le possibili ripercussioni dell'ALT alla Venezia-Milano causa opere PNRR per l'alta velocità. Annegato a 4 anni, trovato morto uno dei bagnini, questo è accaduto nel Bresciano, e anche qui delitto tramontano, ergastolo confermato per Impagnatiello. La Corte d'Assise d'Appello di Milano non riconosce però la premeditazione. La rabbia della famiglia, la chiamano legge ma ci fa provare disgusto. Bezos e Sanchez atterrati a Venezia, sicurezza e privacy al massimo. Gli sposi sono arrivati in laguna con un elicottero pilotato da lei. Cellulari vietati per tutte le maestranze. Il ritorno della capitale del glamour, 3 giorni di festa, via le danze, domani fatidico sì sull'isola di San Giorgio Maggiore, sabato il party conclusivo. Il dibattito in Istria
Quarnero Dalmazia, negozi aperti la domenica, basta con le limitazioni. Rovigno, il sindaco e presidente della dieta istriana Per Šurić, sollecita il governo: da noi saracinesche abbassate, i consumatori vanno a fare shopping. A Trieste, al momento la legge prevede una quota massima di 16 giorni festivi di operatività. Riparte oggi la linea marittima con Liberty Trieste Lusso in Piccolo. Dopo lo stop del 2024 riparte oggi la linea marittima che collega Trieste alle località dell'Istria e del Quarnero, Pirano, Parenzo, Rovigno e Lusso in Piccolo. Il servizio è garantito dalla compagnia Liberty Lines, che aveva già operato su questi collegamenti fino al 2023. L'affidamento del servizio da parte della Regione ha un valore complessivo di circa 4 milioni e mezzo di euro per il triennio. Partenze e arrivi a Trieste avverranno al Molo Quarto fino al 1° settembre, corse giornaliere ad eccezione del martedì. L'Unione Europea incalza Lubiana a ricordare le vittime della violenza comunista. Ok in commissione, la risoluzione promossa dal PP andrà al voto fra le polemiche all'Europarlamento. Ancora l'economia, MPS disco verde per Mediobanca anche sotto il 50%, e poi ancora nell'edilizia continua a correre con il PNRR. Nei primi 4 mesi registrate più 118 aziende, aumenta anche l'occupazione, più 681 operai. Bertuzzo dell'Ance dice: nei prossimi mesi ci aspettiamo una stabilizzazione. Questa è l'analisi appunto del comparto dell'edilizia in regione. Qui c'è tutto l'inserto degli eventi del fine settimana. Tra questi noi ieri ci siamo occupati della presentazione di un evento che ci sarà qui a Gorizia, in particolare, qui a Trieste, in particolare a Borgo San Sergio, il cosplay, Borgo Cosplay, è una iniziativa che ha avuto grande successo l'anno scorso e che è stata riproposta anche per quest'anno il 28 e 29 giugno. Allora rivediamo insieme il servizio. Torna a Trieste Borgo Cosplay, l'evento che trasforma la biblioteca Stelio Mattioni in un universo parallelo popolato da supereroi, personaggi anime, giochi e cultura pop. Sabato 28, domenica 29 giugno, Borgo San Sergio diventa il cuore pulsante del mondo nerd, con 2 giornate a ingresso gratuito dedicate a fumetti, videogiochi, giochi da tavolo e spettacoli per tutte le età. Dalle sfide ispirate a Squid Game al combattimento con le spade laser, passando per laboratori di fumetto per bambini e ragazzi, cortometraggi animati, retro gaming e talk sul mondo videoludico. Il programma è ricco e variegato. L'edizione 0 di Borgo Cosplay è andata molto bene e quindi abbiamo deciso non solo di continuare nella sperimentazione, ma di potenziare e consolidare questo evento, che parte dall'intuizione di valorizzare una presenza importante sul territorio come la Biblioteca Stelio Mattioni, con la sua preziosissima raccolta di fumetti, è una delle più importanti fumettoteche, insomma, di un'area molto più allargata rispetto a Trieste, quindi è una cosa nostra e che ci piace valorizzare. Quindi si parte appunto da questa collezione per arrivare a creare una manifestazione innovativa che possa creare aggregazione e stimolare le attività economiche e stimolare la creatività dei giovani e dei meno giovani, e quindi creare un momento importante per Borgo San Sergio. Grande attenzione anche al mondo cosplay, con sfilate, quiz, show musicali e tributi a icone come Taylor Swift. Nel piazzale esterno spazio alla creatività artigianale con un mercatino e un'area food, mentre all'interno ci sarà da scoprire una mostra di tavole a fumetti e proiezioni curate da Shorty S e Trieste Film Festival. Per alcune attività è richiesta la prenotazione sul sito lacappellaunderground.org, ma l'atmosfera sarà aperta a tutti, un'occasione perfetta per vivere, giocare e sognare insieme. Ci dobbiamo fermare per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle.
Rieccoci in diretta, diamo subito il buongiorno a Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, ben arrivata. Buongiorno, grazie. Grazie di essere qui. Allora, reduce da una nuova seduta del Consiglio Comunale dedicata alla cabinovia, in 10 ore, leggiamo oggi sul Piccolo, votate 3 opposizioni, dibattito lento è stato definito sull'Ovovia, e poi c'è stato anche c'è stato qualche siparietto, insomma, qualche battibecco, l'intervento di Ukmar del Partito Democratico, insomma tante note, però a livello di lavori, insomma, si va un po' a rilento, no? Si sta andando un po' a rilento utilizzando quelli che sono gli strumenti dell'opposizione. A me dispiace perché, fra l'altro, sull'articolo non è chiarito un po' anche quello che è successo e anche come ho reagito rispetto a determinate accuse. Abbiamo sentito un unico intervento da parte della maggioranza, che è stato quello del collega polacco, il quale ha approfittato di una uscita del consigliere Ukmar per accusarci di un'opposizione sterile e ha parlato proprio basata su ideologismi. Allora, per me questa reazione mi sembrava molto speculativa, nel senso che dare a noi che stiamo portando, nel mio caso io ho portato documenti all'attenzione di tutta la maggioranza, documenti che derivano dalle sentenze TAR, documenti che derivano dalla perdita anche dei fondi PNRR e quindi relativi alla comunità europea, alcuni documenti della Regione e alcune affermazioni anche del Ministero dell'Ambiente. Quindi se vado a guardare sul vocabolario cosa significa fare degli interventi ideologici, io ci leggo più, come dire, nell'atteggiamento della maggioranza, un ideologismo rispetto al nostro modo di intendere e di portare avanti i lavori, chiedendo risposte che non ci sono mai state date, ma non sono state date non solo a noi, ma anche a tutte le opposizioni. Ho ricordato che siamo lì per legge, non è perché c'è il vezzo dell'opposizione che sta facendo ostruzionismo. Per legge, siccome si parlerà anche di espropri, certo, la legge tutela tutti i proprietari che sono di quell'area. E questo bisogna ricordarlo ad una maggioranza che si schiera dietro, si nasconde dietro polacco nel dire che stiamo facendo interventi ideologici. No, deve dare spiegazioni ed è il motivo per cui siamo lì. Se la maggioranza avesse la possibilità di tagliare questo momento, lo farebbe subito, lo hanno detto, lo hanno ridetto. Quindi io trovo che ideologico è chi porta avanti comunque un'azione senza dare spiegazioni a nessuno. Questo è ideologismo, a mio avviso. Allora, sentiamo la telefonata. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno Laura, sono Oscar. Buongiorno alla consigliera Richetti. Buongiorno. Non saprei neanche da dove cominciare, ma comunque insomma cerco di cominciare dall'inizio. L'inizio per quel che concerne la seduta di ieri, che ho visto partire male, continuare malissimo e finire ancora peggio. Mi spiego, all'inizio già con un po' di ritardo, ma questa è ormai una cosa normale, diciamo così. Si è scagliato contro il consigliere russo Medao facendo una cosa incredibile, un chiasso incredibile, un baccano incredibile. Già lì
è dovuto intervenire il Presidente sospendendo il Consiglio per mettere un po' di ordine, perché non è capace di fare in altro modo, sospende per mettere ordine e via avanti. Bene, poi il fatto che l'assessore Bertoli si sia presentato con la maglietta con l'aquila albanese, penso che mancanza di rispetto assoluto per il posto, per il luogo e per i cittadini, perché il Presidente non ha detto niente, mentre anche il consigliere Ugo Rossi allora avrebbe, quando è stato buttato fuori, è stata strappata la bandiera del popolo palestinese, e il Presidente avrebbe dovuto reagire nella medesima maniera, mettere fuori dall'aula l'assessore. Niente, non è successo niente neanche qui. Quindi, consigliere Richetti, io non so, questo sta diventando veramente un circo, perché purtroppo non è un circo, perché ci sono cose serie, c'è in ballo la salute, il posto in cui vivono e ci sono in ballo tanti soldi, il futuro di Trieste. Metterla in questo modo, in questa cacciara, è molto evidente. Io ho molta fiducia nella politica, ma non questa politica, di quelli che veramente si applicano seriamente senza fare queste pagliacciate pubbliche. Nel privato facessero quello che volessero, che nessuno gli dice niente e le vede, però in pubblico, visto che il streaming per fortuna ci consente di vedere, peccato che non ci consente di vedere tutto, perché si vede sempre solo una parte di chi sta parlando in quel momento, magari chi sta urlando dall'altra parte e lancia bottigliette non lo si vede. Va bene. Ho detto la mia e purtroppo questa è la realtà dei fatti. È scoraggiato insomma il signor Oscar, che ha seguito con attenzione la seduta di ieri. Grazie Oscar, buona giornata. Io ringrazio il signor Oscar perché ha comunque descritto quello che si vede appunto stando a casa. Io ogni tanto mi rivolgo a quelli che stanno a casa perché effettivamente non si riesce a percepire completamente. Sono molto contenta della scelta che ha fatto il piccolo di così mostrare un esempio di quello che succede mentre noi parliamo, perché la rappresentazione è molto significativa e avvilente. Ci sono le foto di alcuni consiglieri, non ha importanza chi siano, perché sono stati presi un paio di consiglieri, ma quasi tutti hanno lo stesso atteggiamento. E lo trovo molto avvilente proprio perché, come diceva il signor Oscar, quello che cerchiamo noi di portare sono una serie di quesiti, di documenti, di criticità che noi vediamo e anche cerchiamo di sollecitare il più possibile il centrodestra perché dia spiegazioni del per quale motivo. Io ho iniziato così il primo giorno dell'apertura della discussione su questa variante. Io ho detto perché siamo qui e perché quella domanda ci stava, perché cioè abbiamo 5 ricorsi adesso i primi di luglio, abbiamo già perso i soldi del PNRR e già le sentenze del 2024 del TAR hanno dimostrato che ci sono delle criticità importanti che potrebbero far ripartire dall'inizio tutto il percorso. Perché siamo qui, ho detto, a fare una variante che doveva essere fatta all'inizio. Quindi bisogna dare il quadro della situazione, è difficile da casa, comprendo, perché chi non ha modo, perché non ha tutti i documenti, di seguire quello che sta succedendo, può sembrare che l'essere lì sia legittimo. No, è una follia più assoluta.
perché siamo qui anche di fronte a una città che abbiamo visto non vuole, l'abbiamo visto per vari sondaggi, abbiamo visto dalle risposte che viene dalla cittadinanza quando si fanno qualsiasi iniziativa, i cortei, anche a anni di distanza, perché diciamocelo, sono anni di distanza ormai che dall'inizio tutti i ricorsi fatti non solo dalla popolazione, ma fatti anche dalle associazioni, dai comitati. Adesso i ricorsi che noi abbiamo al TAR sono persino ricorsi delle associazioni ambientalistiche a livello nazionale, non locale. Quindi perché eravamo lì e non abbiamo aspettato con pazienza l'esito, che poi era luglio, di questi ricorsi? Di questi ricorsi, almeno per capire qual è l'orientamento, cosa dirà il TAR, visto che fino adesso il TAR si è pronunciato in maniera molto secca e molto... Allora qui si reagisce con delle uscite che mi sembrano veramente incredibili, perché con un sindaco che attacca la stampa e la libertà di stampa di fare anche dei sondaggi, e a mio avviso è il lavoro anche della stampa quello di creare, di spiegare alla popolazione effettivamente e dare una lettura rispetto a quello che è il contesto, se è reale, non è reale e così via. Quindi anche le uscite di ieri del sindaco su un tema importante che è il futuro del porto di Trieste, su un tema così importante ha risposto, invece che spiegando cosa fa il comune per tutelare il futuro del porto di Trieste. Ricordiamo che attualmente, dopo l'uscita di Agostino, abbiamo una contrazione notevole a beneficio di Fiume, del porto di Fiume, e questo secondo me è gravissimo. Cioè è inutile che questa maggioranza ci continui a sostenere solo una Trieste turistica, perché non è di beneficio, i triestini se ne stanno accorgendo, non è di beneficio. Allora c'è, per sorridere un po', anche la vignetta di Marco Englaro su quello che succede in Consiglio Comunale, come se in Consiglio Comunale se ostruzionismo, con due struzzi che tengono la testa sotto la sabbia, no? È carina, grazie a Marco Englaro. Allora c'è una telefonata, pronto, buongiorno. Dottoressa Bucarella, buongiorno a lei e alla sua ospite, sono Fulvio. Fulvio, buongiorno. Buongiorno. Guardi, è chiaro che lo sviluppo di Trieste si basa sul porto. E mi meraviglio che anche i politici, non solo quelli di maggioranza che fanno il loro mestiere e non tanto bello, quanto quelli di opposizione non tirano fuori il trattato di pace. Ma sapete, e mi dispiace dirlo, siete colpa del degrado non solo demografico, ma anche economico del territorio libero di Trieste. Le persone sono in sofferenza perché nessuno non vuol dire la verità. Voi non dovete dire io posso decidere, no, non potete decidere, ma potete dire quali sono i diritti del territorio libero di Trieste. Come lo dico io, così potete dirlo anche voi. Tirate fuori gli allegati, il trattato di pace, l'articolo 21, perché diversamente siete come la maggioranza, siete uguali. Non è che fate per la città, lottate contro la città. Questo è il discorso. Terra a terra, il discorso è questo. Grazie, spero di una risposta. Grazie Fulvio, buona giornata. Allora, questo è l'invito che viene riportato ancora una volta dal signor Fulvio. No? Il signor Fulvio non è la prima volta che porta queste istanze, lo capisco, però voglio anche ribadire che è troppo facile come dire, semplificare tutto nel tirar fuori il trattato di pace. Allora farò un accostamento forse alzando tanto il tiro e potrebbe sembrare dove sta andando. Allora vorrei che tutti facessimo un ragionamento su quello che sta succedendo adesso in Europa. In Europa secondo me quello che sta succedendo è gravissimo rispetto all'autonomia che dovrebbe avere l'Europa, e invece che con le azioni che stanno succedendo
chiaramente si dimostra di non avere. Un'autonomia che ha già perso quando è stata il gioco di certe forze all'interno dell'Europa stessa, che ci hanno fatto, il risultato è che pesano le scelte che sono state fatte, cioè di appoggiare, di continuare a appoggiare una guerra all'interno dell'Europa. A mio avviso è stato un danno per i cittadini europei enorme, enorme. E adesso non solo andiamo a continuare ad appoggiare logiche di guerra, ma addirittura la NATO prende, non so se avete seguito, perde completamente il suo ruolo, e io la leggo così, non so come la leggono gli ascoltatori da casa. Il potere che l'America ha sull'Europa diventa molto più importante, più pesante e decide anche a livello commerciale di armi. Ha già deciso con il gas, diciamocelo, perché noi avevamo un rapporto con Cina e anche la Russia che ci faceva pagare il gas in maniera contenuta. Siamo andati a pagare il gas a paesi che non mi sembra che a livello di diritti umanitari siano particolarmente tutelanti, e anche verso l'America, anche lì pagando molto di più. Io lì mi ero azzardata a dire: mi sembra una strategia per allontanare l'Europa dall'avere dei rapporti non solo con l'America ma anche con l'Oriente, e così è stato, perché si stanno creando degli assi, ma attenzione, in cui l'Europa è sparita. Qui a Trieste, ricordo, siamo una città piccola, possiamo anche tirare fuori il trattato di pace. Il risultato è che il gioco deriva da un'Italia che forse non ha questi grandi interessi di riconoscere a Trieste certe autonomie, anzi penso che proprio abbia espresso chiaramente che non ha intenzione di andare in quella direzione, ma nemmeno l'Europa ha più nemmeno la forza per poterlo fare. Quindi... Allora, proprio sulla questione del riarmo che citava appunto in questa analisi, ci scrive Manuel, dice: la decisione dell'Italia di aderire all'aumento delle spese militari fino al 5% del PIL, in linea con le richieste della NATO, evidenzia una preoccupante sudditanza verso gli Stati Uniti da un governo che millanta di essere sovranista. La narrazione secondo cui tale incremento sarebbe giustificato da una presunta minaccia russa pare ideologica e distante dalla realtà. Le risorse pubbliche dovrebbero invece essere destinate al rafforzamento dello Stato sociale. Condivido pienamente, perché stiamo andando a dare delle risorse sulla base di paure, con la differenza che io non sono filoputiniana, sia chiaro, sia ben chiaro, ma mi piace guardare, perché in politica non devi guardare solamente gli attori, ma le direzioni che poi le azioni creano e dove ci spingono. La guerra in Ucraina di fatto ci ha spinto verso una povertà ulteriore e un riarmo sulla base di fatto di paure e inquietudini, con la differenza che se andiamo a guardare i dati, in proporzione la Russia non ha aumentato gli armamenti, mentre c'è stata un'escalation da parte dell'Europa. Se io mi affido a questa narrazione e vado a vedere storicamente cosa è successo
Insomma, quando ci siamo riarmati, quando abbiamo aumentato gli armamenti, storicamente parlando, si è andato sempre più vicino alla guerra. Non venitemi a dire che quando ci si prepara alla guerra si va verso la pace, perché signori... È quello che ha detto, insomma, citando un detto latino la Presidente del Consiglio, no, qualche giorno fa. Allora, Rossana ci scrive: buongiorno, ho partecipato ad alcuni consigli comunali come pubblico in questi giorni, essendo una delle persone colpite da esproprio. Sono rimasta molto colpita dal comportamento dei rappresentanti della maggioranza in aula, perché mentre si discute sulle sorti delle nostre vite, loro chiacchieravano, mangiavano, uscivano e ridacchiavano. Mi chiedevo inoltre quali provvedimenti siano stati presi nei confronti del consigliere che la scorsa settimana ha minacciato un consigliere di opposizione alzandosi e raggiungendolo fino ai banchi, e ieri ha scagliato una bottiglietta contro gli stessi nei confronti dei due capigruppo che hanno intimato a malo modo una signora del pubblico affinché cancellasse delle foto scattate nonostante il regolamento non lo vietasse. Un altro episodio, insomma, di queste lunghe sedute. Quello è stato un bruttissimo episodio, veramente brutto, perché lì si capisce, mi dispiace dirlo, che il Presidente non ha il controllo dell'Aula. Mi dispiace veramente dirlo. In quel contesto bisogna anche dire che non era presente, però l'arroganza di due capigruppo che non hanno quel tipo di legittimazione, che si alzano e chiedono alla polizia locale di intervenire con delle azioni che non sono nemmeno quelle legittime, è gravissimo. Quello è veramente grave. Io sono intervenuta immediatamente in aula e mi dispiace dirlo, ma il Presidente mi ha censurato il mio intervento, e ho provveduto a consegnare un documento con delle richieste ben esplicite rispetto a quell'azione che è stata fatta, secondo me veramente molto grave, e sono stati già presi dei provvedimenti rispetto a come verrà tutelata quelli che partecipano al Consiglio. Allora, io ho ricordato nel documento che avevo e quello che volevo anche dire in aula, che attenzione, ci si nasconde dietro veramente un dito quando si impone ai partecipanti, al pubblico, di non fotografare noi politici. Perché lo dico? Perché noi siamo delle figure che nell'esercizio delle nostre funzioni, cioè noi siamo lì, cioè è evidente che se vado al bar non sono nel mio esercizio e quindi ho diritto a essere tutelata dalla privacy. Ma mentre sto esercitando quello per cui mi hanno votato, su di me agisce non la trasparenza tutelandomi per non essere ripresa, agisce la trasparenza a beneficio del pubblico che dice: io l'ho votato e voglio far vedere cosa sta facendo, come si sta comportando. Quindi assolutamente si va nella direzione opposta, che era, e io volevo riportare all'attenzione questa situazione. Proprio perché, come ha detto anche il signor Oscar, a casa non si percepisce del tutto quello che viene fatto, e anche il signor Oscar ha ribadito che ci sono due pesi e due misure anche da parte del Presidente del Consiglio, che è assolutamente vero. Per esempio, quello che ha fatto a me togliermi la parola in quel momento è stato gravissimo. Ci si dimentica che siamo tutelati anche a livello di Costituzione, che ci garantisce che possiamo intervenire. Invece ci sembra che la maggioranza abbia più
a cuore il fatto di tapparci in tutte le maniere la bocca. Allora, se diciamo cretinate, lasciateci parlare, la gente riderà. Se invece ci tappate la bocca per altri motivi, è evidente che avete paura. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Buongiorno Gino. Io volevo un commento della signora su un fatto gravissimo che si sta avverando qui a Trieste, che si sta perpetuando anche nel tempo, perché il porto di Trieste praticamente, con tutti gli investimenti che si stanno preparando di, mi pare, 300 miliardi, cose del genere, praticamente sta perdendo container percentuali di portualità rispetto al porto di Capodistria. Cioè si sta verificando quello che è successo negli anni passati. Capodistria è un porto molto attivo e ha dei manager evidentemente all'altezza della conduzione del porto stesso. Qui a Trieste si fa in modo che il porto non sia competitivo, è un problema nazionale. Evidentemente le altre portualità italiane non vogliono che Trieste decolli. Cioè, siamo arrivati a un punto meraviglioso, si pensava che ormai avevamo l'attività aperta eccetera e avviata e adesso si torna indietro. Voglio sapere cosa si potrebbe fare, perché è una cosa veramente, è l'unica attività che ormai ci è rimasta, e anche questa adesso si sta distruggendo. Grazie, buongiorno. Grazie Gino, buona giornata a lei. Il signor Gino sta portando quelle che sono anche le mie preoccupazioni. Insomma, abbiamo visto che le persone possono fare la differenza, lo abbiamo visto precedentemente per Porto, lo abbiamo visto anche se in forma ovviamente diciamo meno critica, però l'area di Miramare, il castello di Miramare con Andreina Contessa ha avuto uno sviluppo eccezionale, quindi le persone sono veramente importanti quando hanno una visione, quindi avere la possibilità di avere delle persone come sono state Agostino, come è stato la Contessa, che purtroppo ringraziamo ma anche salutiamo, ha cambiato le sorti e quindi basta a quelle che sono azioni che sembrano raccontare piuttosto delle mosse del gioco risico, no? Metto la mia pedina qui, metto la mia pedina dall'altra parte e cerchiamo di pensare al bene di Trieste. Lei mi dà lo spunto anche per parlare di un'altra notizia che era sul Piccolo oggi e che a mio avviso anche quella dovrebbe avere una grande attenzione da parte della politica e anche di coloro che agiscono, non solo la politica di chi governa, ma anche tutti quelli che formano Trieste. C'è l'articolo sul Piccolo che sta mettendo i riflettori sul canale navigabile, la zona ex Tabacchi, ma che è soggetta a una serie di altri investimenti. Poi sì. Ne parliamo, dobbiamo andare in pubblicità, quindi facciamo una piccola pausa, poi andiamo a vedere proprio l'articolo che c'è oggi sul recupero dell'ex manifattura Tabacchi. Perfetto. Con il via alla demolizione nel mese di luglio. Allora, a fra poco. Bentornati in diretta, allora sempre in compagnia di Alessandra Richetti del Movimento 5 Stelle. Abbiamo subito una telefonata in arrivo, poi andremo magari anche a approfondire la questione di cui parlavamo prima dell'ex manifattura Tabacchi che c'è oggi appunto sul Piccolo, questo annuncio insomma della demolizione che preoccupava la nostra ospite, ora ci spiegherà bene per quale motivo. Prima però di passare alla telefonata
telefonata volevo fare gli auguri a Mirella Laurenti e Luciano Roversi, che oggi, pensate, festeggiano il 60° anno di matrimonio, quindi bellissimo. Tanti auguri, un abbraccio a questa coppia triestina, davvero un bel anche da parte traguardo. mia. Grazie, tanti auguri. Allora, c'è una telefonata, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno Buccarella, buongiorno a lei e alla consigliera. Io mi aggiungo a voi a fare gli auguri a questa coppia meravigliosa, perché 60 anni vuol dire che sono altri 80 magari. Infatti. Ecco, volevo fare un intervento, giustamente come prima è intervenuto il signor Oscar, io ho seguito anche i dibattiti che ci sono in comune. E ci si accorge che purtroppo nel nostro comune, soprattutto, non voglio denigrare nessuno, per l'amor del cielo, ma soprattutto in una parte politica, e soprattutto sono due partiti che hanno persone che non sono all'altezza di rappresentare i propri cittadini. Questo sono dalla parte di Fratelli d'Italia, alcuni e della Lega. Io ho parlato anche con loro sulle cose, sono essenziali, le persone che hanno bisogno. I loro comportamenti tante volte poi si vedono pacatamente dalle fotografie, dai filmati, il modo che si alzano, vanno incontro all'opposizione, tanti tatuati addirittura quasi in canottiera, robe allucinanti, che non hanno la cultura del senso civico delle leggi. Loro sono stati eletti perché hanno lavorato nel proprio rione, nella propria circoscrizione, hanno secondato a mettere un lampione, magari a fare asfaltare un po' il marciapiede, tutte cose utili, per l'amor del cielo, va dato merito anche a queste cose. Però culturalmente quando parli con loro non sanno, tu gli dici che cos'è il welfare, non sanno cos'è neanche il welfare. Vabbè, questa è la sua il diritto critica, della sanità, il diritto alla presentazione, e allora io dico, ma perché voti adesso se non sei d'accordo sulla cabinovia? Voto perché il partito mi dice che devo votare. Io personalmente sono contrario perché so che è già in perdita. Allora, queste persone qua, io dico anche ai cittadini, quando vanno a votare, ci sono tante persone umili che si aiutano tra loro, nei rioni, però se devi mandare uno a rappresentare le istituzioni, deve capire che è qualcosa di legge, deve conoscere il rispetto del prossimo e l'importanza che è per il proprio comune, per i propri cittadini. Non posso io andare là e votare soltanto. Abbiamo l'esempio del sindaco, no? Una settimana fa è venuto fuori questo sondaggio sui giovani. Addirittura ha scritto al piccolo, alla gestione, ai padroni del piccolo, e loro gli hanno risposto: caro sindaco, se tu fai le cose bene noi scriviamo che fai bene, se fai male noi scriviamo che fai male. E loro hanno messo che l'80% dei giovani che hanno intervistato erano contrari alla rodovia, e lui come si permette a negare una notizia, a dire non dovevate dare quella notizia? Cioè, ma se ne torniamo nel ventennio qua? Mi sembra proprio che sia a questo punto. No? È molto arrabbiato insomma su questa questione. Il signore, come si chiama? Mi scusi, non ho capito il nome. Dino. Ecco, sì. Allora grazie Dino della sua telefonata, buona giornata. Ma io non faccio nessun commento rispetto alle affermazioni che sono state fatte, perché secondo me sono state molto, molto puntuali, molto chiare, e quindi non penso sia necessario nemmeno sostenerle. Non si può aggiungere nulla di più di quello che è stato detto. Da parte mia continuo a richiamare, perché io invece credo profondamente nell'atteggiamento istituzionale e sul fatto che mi dispiace da questo punto di vista, sono molto critica quando si dà molta più attenzione ai siparietti che ai contenuti, perché purtroppo nel dare quell'attenzione si favorisce che la politica prenda direzioni non di competenza, di approfondimento, di argomentazioni, ma di chi fa il gesto più eclatante. Questo non è un modo di fare politica che mi appartiene. Se ne faranno una ragione chi amano
i gesti eclatanti, a me piace andare documenti alla mano, tirare fuori i documenti, mostrare i dati e pretendere da chi mi sta di fronte una spiegazione, perché come ha detto il signor Dino, è inutile dire a noi che abbiamo un ostruzionismo ideologico quando, a mio avviso, come ha detto il signor Dino, se uno vota a prescindere da quello che pensa, quella sua azione, cioè di voto senza comandato, quella sì che è ideologica. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno Giuseppe. Qui. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, brevemente, no? Cioè, bisogna veramente mettere sotto il faro qui quello che succede nella giustizia e penso che forse una rivisitazione ci serva, perché io non capisco da dove viene, con che ideologia siamo arrivati a far sì che il giovane lì, quello che ha ucciso la povera cos'è, Pignarello, non mi ricordo il nome. Impagnatello, no? Sì, Impagnatello, sì, esatto. Sì. Che gli viene, sì, confermato l'ergastolo, ma non la premeditazione. Cioè io dico, ma da dove veniamo? Questo qui ha studiato giorni per far sì di arrivare ad uccidere questa povera ragazza, poi ha cercato di bruciarla, l'ha nascosta, è andato pure dai genitori di lei a mangiare quando ce l'aveva nel cofano e ha negato fino all'ultimo momento che lui non sapeva niente, vieni, torna, c'è. E noi dobbiamo accettare come cittadini l'impunità di questa persona, cioè questo va eliminato. Va messo in carcere e non deve più uscire. Perché l'ergastolo è stato confermato, però è vero, sì, capito, è stata esclusa l'aggravante della... Sì, ma sono d'accordo, ma questo ma l'aggravante, il fatto di escludere l'aggravante gli permette di poter entrare in un seguente percorso che programma era, comunque percorso di poter diminuire la sua pena. Certo. Cioè questo è inaccettabile in un paese democratico, è inaccettabile, perché comunque questo ha fatto tutto pensando di ammazzare. Ecco, questo è quanto. È stato rilevato anche appunto dalla sorella in particolare della ragazza. Sì, appunto, cioè è una cosa assurda, perché già Cecchettin, quello lì, come si chiama, Torello, lì, questo qui, sì, un'altra Giulia, sì. Anche lui la stessa cosa, cioè veramente non capisco se c'è un discorso ideologico alle spalle di questi giudici o sono veramente, con tutto rispetto, incapaci, cioè non vedono veramente quello che serve. È una sentenza insomma che lascia sorpreso il signor Giuseppe, come lui tante altre persone. Grazie Giuseppe, buona giornata. Allora interviene sui casi. Allora interverrò con delicatezza perché il tema è molto complicato anche questo. Perché lo dico? Perché a livello giudiziario giocano tanti fattori, certo. e qui io non ho seguito del tutto il caso e quindi non mi permetto di entrare su quelli che sono i giudizi del giudice stesso. A me quello che interessa invece è non farlo diventare un caso riferito ad 1, 2, 3 persone, perché il problema sussiste e non è prettamente giudiziario, ma è invece del come arrivano certi giovani a meditare, a predisporre con una lucidità di questo genere dei crimini, anche con la freddezza del trattare il femminile, e, insomma, senza volerla dire, secondo me va affrontata nella globalità il problema, e secondo me la politica deve porsi veramente quanto prima la questione di come facciamo a modificare un modo di ragionare in cui vediamo che
si può disporre degli altri senza esitazione. E a mio avviso, mi dispiace, tornerò al commento del signor Dino, mi sembra, quando ha detto che è ignobile l'atteggiamento di alcuni consiglieri. La politica deve dare l'esempio, scusate se metto a costo due cose completamente diverse, ma è l'atteggiamento quello che le accomuna, cioè avere rispetto per l'altro, dimostrare rispetto per le regole, dimostrare rispetto per i regolamenti, non utilizzare il bullismo istituzionale, crea modo proprio di pensare di come ci si relaziona con gli altri. Allora, gli effetti di un modo di fare relazione che già in politica sono deviati, secondo me possono creare una cultura della relazione completamente sbagliata. Allora, torniamo alla notizia del piccolo che riguarda la nostra città, la zona industriale, recupero dell'ex manifattura tabacchi, leggiamo oggi, via la demolizione totale a luglio, ok dalla soprintendenza, non resterà in piedi nulla, fracasso l'imprenditore, parla con il Coselag per il futuro logistico. Allora, perché questa notizia la colpita e preoccupata? Mi ha preoccupato per questo, io sono andata un po' a approfondire e leggo perché effettivamente la situazione è complessa. Allora, lì c'è nell'insediamento del canale navigabile, ci sono varie realtà, che è l'ex manifatturiera tabacchi e la metratura è veramente importante, la demolizione totale, da quello che si evince, la nuova destinazione per ora sembrerebbe ancora incerta. Poi c'è l'ex Parisi Group con Mitsubishi Electric che potrebbe diventare un magazzino logistico, la Bell Group, anche lì l'ex Italcementi, magazzino frigorifero, l'Adria Port che vede la presenza dell'Ungheria, l'ex Veneziani e Colombin che vede la presenza di un socio marocchino che era all'interno della Colombin e per cui anche i sindacati hanno posto un certo, hanno richiesto che ci sia una tutela dei posti di lavoro. Allora, cosa vedo qui? Vedo che c'era una Trieste che aveva un importante ruolo industriale. Adesso, per fortuna, dico io, abbiamo degli investitori e quindi fino a qua tutto bene. Abbiamo perso, dobbiamo leggere anche storicamente, abbiamo perso l'industria, abbiamo degli investitori, quindi potrebbe essere qualcosa di positivo, ma qui non vedo le istituzioni. Non vedo il comune, non vedo la regione. Allora, perché sono preoccupata? Perché ho visto che la presenza dei sindacati, e mi sembra importante, ma la presenza di sindacati mi fa aprire anche la lucina dell'attenzione, se i sindacati si stanno muovendo per segnalare che non c'è tutela, ma che, come hanno denunciato la filea della CGIL, sono stati utilizzati degli ammortizzatori sociali per tutelare la popolazione, ma avrebbero dovuto quegli ammortizzatori sociali creare lavoro. Qui apparentemente per ora ancora non se ne parla. La Mitsubishi, se andiamo a vedere cosa farà, sembrerebbe andrà a sviluppare in quell'area un magazzino logistico che utilizzerà l'intelligenza artificiale e anche la robotica. Dovrebbe essere una notizia positiva, nel senso che benissimo che ci siano gli investimenti, ma anche lì vorrei e sollecito che dia una risposta chi ci amministra attualmente, come sta
per esempio, considerando questo tipo di, quali azioni sta predisponendo rispetto per esempio anche l'insediamento di intelligenza artificiale che, come tanti sanno, e per chi non lo so ricordo, consuma un sacco di risorse, quindi energia elettrica, quindi consumo di acqua, che non devono andare sulle spalle dei triestini. Allora, a me assolutamente non sono contraria e anzi favorisco, perché si devono portare posti di lavoro, però un abbattimento di 55.000 metri quadri di terreno deve essere gestito dalle realtà istituzionali, perché solo così si creano quelle attenzioni per gli sviluppi, le condizioni di sviluppo, e lì sì che possono anche, si può pensare a delle varianti urbanistiche che vanno a orientare quello che sarà il futuro di Trieste, l'ambiente di Trieste, ma anche il lavoro di Trieste, quindi tutto a beneficio dei nostri triestini locali, certo, dei giovani, perché verranno messe delle condizioni, per esempio, per favorire il lavoro locale. Faremo in modo che quello sia considerato un settore strategico e imporremo quindi determinate tutele per un lavoro in loco, e non solo a vedere spolpare. Questa è una possibilità, non dico che sia questo, certo, ma potrebbe essere una possibilità di abbiamo ancora delle ricchezze che interessano, perché gli investitori ci sono, ma non facciamocele spolpare. Ecco, stiamo attenti, insomma, stiamo attenti, no? Richiamo a una presenza del comune, a una direzione, a un governo che non sia orientato solamente a intestardirsi su un'opera come l'Ovovia, che non porta benefici ma anzi porterà costi ulteriori. E vigilare, insomma, su quest'area importante, su questi asset che potrebbero, insomma, avere uno sviluppo positivo per Trieste. Allora, un'altra telefonata. Pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? C'è qualcuno in linea? Allora, non so se è caduta forse la telefonata, la linea, proviamoci ancora. Pronto? Buongiorno. No, credo sia caduta la linea. Allora, andiamo a leggere qualche mail. C'è Fulvia che ci scrive: buongiorno a tutti, sono schifata da quello che si vede nei consigli comunali. A scuola ci hanno insegnato che bisogna ascoltare quando qualcuno parla e venivamo puniti se ci permettevamo di parlare con il compagno di banco. Ancora invece Loredana: buongiorno, rispondo al signor Oscar dicendogli che questo circo, come lo definisce lui, lo ha fatto nascere questa opposizione che fa solo ostruzionismo, quello che si diceva prima anche a proposito della vignetta di Marco Englaro. Poi quando per essere eletto consigliere comunale è sufficiente offrire un caffè in qualche bar della periferia, dice Alessandro, o alla fermata del bus, questi sono i tristi risultati. Insomma, varie voci sulla questione che era molto dibattuta, no? Poco fa. Sì, a me dispiace, perché se la signora vede ostruzionismo vuol dire che non ha ascoltato, non ha partecipato al Consiglio, non ha ascoltato quello che è stato portato. Io continuo a ritenere che, intanto ricordo alla signora che stiamo trattando delle opposizioni, attualmente stiamo trattando delle opposizioni, e per chi non lo sa, sono quegli atti che i residenti che sono interessati da un'opera possono fare in maniera del tutto legittima e consentita dalla Costituzione per tutelare le loro proprietà, che anche questo è un diritto tutelato dalla Costituzione. Quindi il fatto che ci siano
delle opposizioni che non sono determinate il termine è sempre lo stesso, no? Per i consiglieri che non appartengono alla maggioranza, ma che ci siano delle opposizioni da parte della cittadinanza lo ritengo una cosa assolutamente positiva, perché deriva da un loro diritto. Il fatto che noi sosteniamo argomentando, non facendo ostruzionismo, argomentando rispetto a quelle che sono le richieste di ognuno delle 37 persone che ha voluto farle e che sono state riconosciute proprio dai tecnici come possibili, accettabili, accoglibili. Mi sembra che sia assolutamente un diritto democratico e per fortuna che c'è. Se riteniamo che fare domande, chiedere e non ottenere mai risposte, questo sia mettere la testa sotto la sabbia, forse non abbiamo chiarito a sufficienza quello che stavo facendo, o chi della maggioranza legge, a mio avviso in maniera molto, come dire, dare un'altra visione è sempre possibile. La politica ogni tanto gioca con le immagini. Poi leggere le mie richieste di chiarimento, le puoi mettere, sta facendo ostruzionismo, perché gli è comodo al centrodestra dire questo e non dire perché non dà risposte rispetto a obiezioni che non faccio solo io. Io porto le obiezioni fatte dal TAR, fatto dalla Regione e così via. Allora, in ultimo, proprio al volo, una richiesta da parte del signor Claudio che chiede, legge oggi sul Piccolo sono iniziati i lavori di sistemazione della pavimentazione sulla ciclopedonale Couture, nel tratto che va dal confine di Stato da San Dorligo a Campanelle per un totale di circa 11 km. Faccio cortese richiesta alla consigliera Richetti di approfittare sotto il campo del Campanelle al capolinea della fermata dell'autobus c'è un terreno di sterpaglia incolto che dovrebbe essere dell'azienda sanitaria. Se lei ha gli strumenti, si può attivare perché quest'area sia ceduta al comune e fare dei posteggi tanto utili magari per lasciare la macchina e proseguire in bicicletta. Grazie e buon lavoro. Allora, se il signore mi contatta, sì, così mi spiega un po' meglio per capire o potete dargli anche la mia mail senza problemi. Benissimo. Così capisco meglio, perché prima di dire si può fare, non si può fare, se è utile o non è utile, ma sono a disposizione. Grazie Alessandra Richetti, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Grazie, e noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia. Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste, 9:05 del mattino. Diamo subito il buongiorno a Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno cara Laura, buongiorno a tutti. Grazie di essere qui. Allora, consigliere comunale a San Dorligo della Valle, proprio da San Dorligo c'è un po' la prima iniziativa di cui vogliamo parlare, perché è stato protagonista proprio il nostro ospite, una richiesta per aumentare così la disponibilità dell'Ater, così, ma proprio sul fatto dei terreni, no? Sì, no, io sto cercando di valorizzare questo mio ruolo attuale di consigliere a San Dorligo della Valle, facendo delle proposte, lanciando delle idee per il comune. Avevo presentato una mozione perché venga messo un mercatino a San Dorligo, visto che non è presente in questo comune, ed è una rarità, perché insomma tutti i comuni italiani hanno un mercato settimanale e quindi credo che anche San Dorligo meriti una giornata settimanale per dare l'opportunità ai cittadini e residenti a San Dorligo, ma anche al turismo commerciale, perché i mercatini interessano anche il territorio circostante, non so, per esempio il mercato di Muggia
è interessato anche dalle visite di molti cittadini triestini che vanno a farsi la gita nel comune vicino per andare a vedere cosa c'è in quel mercato. E come dicevo, sto cercando di valorizzare il mio ruolo e cerco di portare qualche idea. Ieri ho presentato una mozione riguardante le case popolari. Come sappiamo tutti, il mercato della casa ha avuto un'impennata di prezzi nell'ultimo periodo anche nella nostra provincia grazie all'aumento dei turisti. Ogni cosa ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Il turismo per esempio porta tanti soldi sul territorio, però anche crea qualche difficoltà per i residenti, e quindi quando succedono queste cose qua bisogna provvedere in maniera tra virgolette pubblica e cercare di mettere in condizione i residenti della nostra città di non subire l'aumento appunto dei prezzi che le case hanno avuto soprattutto in quest'ultimo periodo. Oggi come oggi non si trova un appartamento in affitto a meno di 600-700 euro al mese, ed è un dramma per i giovani perché sappiamo benissimo che le paghe sono quelle che sono. Trieste ha una provincia tra virgolette piccola, però per certi versi ci sono delle opportunità, nel senso che il territorio proprio del comune di Trieste è molto popolato, ci sono 200.000 abitanti, però spazi per edificare in realtà non ce ne sono. Invece San Dorligo della Valle ha una popolazione molto bassa, sono 6.000 abitanti, però ha un territorio molto ampio. Insomma, Domio, Doline, Bagnoli, Prebenico, tutta una serie di territori intorno, e ho chiesto con questa mozione che il Comune si attivi per dare in concessione all'Ater qualche terreno da poter edificare, qualche palazzina Ater, insomma da incrementare, perché sappiamo benissimo che l'Ater agisce su due fronti. Il primo fronte è quello della ristrutturazione degli appartamenti, che ce ne sono tanti, però molto spesso questi appartamenti sono antieconomici, nel senso che tanto non vale la pena. L'Ater fa due conti e dice: preferisco piuttosto costruire una palazzina nuova che non mettere a posto quella vecchia, e di solito succede che ogni tot anni mette all'asta qualche appartamento per dismettere il patrimonio immobiliare, quello più vetusto. E poi ho chiesto con questa mozione che venga audito il nuovo presidente dell'Ater, Daniele Mosetti, e che ci spieghi qual è la situazione Ater a San Dorligo della Valle, visto che c'è comunque qualche immobile già presente sul territorio riguardante l'edilizia popolare. Quindi ecco, chiaramente c'è un po' la paura da parte di San Dorligo dell'invasione degli italiani, perché poi San Dorligo è un comune che si autoprotegge e che, e qua faccio un po' di polemica, molto spesso agisce in maniera diversa tra le situazioni che interessano la comunità italiana e quelle che interessano la comunità slovena. Faccio esempio, ed è questa un'altra domanda che ho fatto ieri all'assessore competente al sindaco, visto che hanno avuto un incontro con l'assessore Roberti per chiedere dei fondi regionali per alcune opere pubbliche, per quale motivo la scuola elementare, la scuola Fulvio Tomizza, per esempio non è stata interessata, visto che è chiusa da tantissimi anni e che ha bisogno di una riqualificazione o di un rifacimento completo, insomma non lo so, però in qualche direzione bisogna andare. Non si può lasciare una comunità senza una scuola, al proprio servizio. C'è la scuola Pacifico, un'altra scuola italiana, dove è da anni che chiedono che venga messo a posto il giardino circostante, perché i bambini si fanno male, perché non hanno delle condizioni tra virgolette idonee per i loro giochi, visto che è pieno di sassi tutto intorno, e anche lì fanno orecchie da mercante. Ecco, allora io dico, il comune di San Dorligo della Valle si trova sul territorio italiano e c'è una comunità slovena molto ampia, molto grossa, però è giusto tutelare anche la comunità italiana. E se no che facciano un referendum, chiedano ai cittadini di Domio, per esempio, visto che la comunità italiana se vogliono restare nel comune di San Dorligo della Valle o se vogliono passare al comune di Trieste, anche questa potrebbe essere un'idea. Però se fa parte del comune di San Dorligo della Valle devono essere tutelati come tutti gli altri cittadini. Chiarissimo, insomma il messaggio non soltanto appunto, cioè anche politico, no? Chiarissimo. Sì. Allora, c'è una vignetta da parte di Marco Inglaro, la vediamo subito, riguarda un fatto di cronaca internazionale, la notizia del giorno, questo aumento, no? Il 5% del PIL
per il riarmo, spenderemo il 5% per armi forse inutili, Tite spendi il nostro 5% per creme de bellezza inutili. Grazie a Marco Englaro. Carina, se ne è parlato molto anche oggi. Ma oggi come oggi l'economia mondiale è un po' in crisi e sembra che una delle fonti di aumento del PIL sia la spesa militare. Ieri sentivo alcuni, tra virgolette, tecnici che dicevano che in realtà inciderà molto poco sul bilancio dello Stato perché mette in atto una serie di meccanismi che aumenta l'occupazione, tutta una serie di cose. Non dimentichiamoci che sì, è vero che abbiamo vicino la Svizzera, l'Austria, la Francia, che sono paesi, tra virgolette, la Slovenia, che sono paesi che non creano nessun tipo di preoccupazione, ma ricordiamoci che però al di là della Sicilia abbiamo tutto un mondo dove insomma può creare in futuro qualche preoccupazione. Io mi preoccuperei di più se questi fondi venissero messi per un esercito europeo, perché poi l'esercito europeo costa, però non si sa da chi, ma non si sa da chi viene comandato. Cioè nel senso che in Italia noi siamo titolari del nostro esercito e sappiamo che l'Italia non è un paese belligerante e quindi tutta la nostra spesa pubblica serve soltanto come deterrente per eventuali attacchi di altri. Certo. Se invece noi facciamo diamo dei soldi per un esercito europeo, poi alla fine chi ci comanda? Ci comanda Macron o ci comanda il governo tedesco? Ecco, quindi io credo che se sono stati fatti dei conti giusti, e credo che i conti giusti siano stati fatti, e che nei prossimi 10 anni possiamo aumentare questa spesa pubblica mettendo in moto altri meccanismi, ben venga per la pace e non sicuramente per la guerra. Non per la guerra, è quello che ha detto anche la Premier Meloni, no? Dice non un euro in meno agli italiani, queste spese sono sostenibili, rivendica quindi l'accordo e allontana il pressing di Bruxelles per l'utilizzo poi della clausola e garantisce appunto gli italiani. Sì, no? Senza considerare che la Meloni ha fatto un preaccordo che non è stato ancora molto probabilmente firmato con il presidente Trump, che i dazi saranno del 10%, insomma voglio dire, si parlava di dazi del 20-30% che preoccupavano l'esportazione, anche qua in regione Friuli Venezia Giulia. Invece i dazi del 10% li abbiamo già sopportati in passato, quindi continueremo a sopportarli anche in futuro e molto probabilmente non intaccherà assolutamente la nostra economia e soprattutto per quanto riguarda le esportazioni. Al contrario magari di quello che sta succedendo con la Spagna, ad esempio. No? Allora, una telefonata, sentiamola, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno, mi sentite? Sì, buongiorno. Buongiorno Bucarella, lei la redazione, sentite ospiti, tutti i telespettatori Tele 4. Buongiorno. Ecco, io mi perdoni, ma l'ospite secondo me ha detto un sacco di stupidaggini, no? Per un semplice motivo. Perché innanzitutto per quanto riguarda la scuola Turmizza, se vogliamo proprio andare a cercare il pelo nell'uovo, il Comune di Trieste è inadempiente su ad esempio da Jakob Ukmar, ad esempio una scuola sotto tutela internazionale. E non è che lo dico io perché sono complottista, basta leggere le carte, interessarsi, muoversi e dopo queste cose qua le possono leggere chiunque. Jakob Ukmar, che è una scuola della comunità italiana, comunità slovena in Italia, che praticamente il comune si è tranquillamente defilato, ma poi potremo andare avanti e fare una trasmissione su questo, no? Per quanto riguarda invece la spesa del governo dell'esercito europeo, anche lì una stupidaggine, perché noi non è che non abbiamo l'esercito europeo, abbiamo la NATO, che non solo è europea, ma è anche metto comando americano, ma è anche nazionale, e lì ci spendiamo il 5%. Voglio solo mettere in risalto che ad esempio i servizi segreti italiani in Italia contano poco, perché i servizi segreti stranieri sono da padroni da noi in Italia. Questo non lo dico io che potrei essere tacciato di complottismo, ma sono tutte quante carte e ricerche che si possono fare tranquillamente. Un'altra stupidaggine che è stata detta è quella lì che non va a incidere sul bilancio nazionale. Altra stupidaggine, tirar via il bilancio statale non è a numero infinito. Ogni anno l'Italia dalle tasse ricava dai propri cittadini, tra tasse IVA e tasse dirette qualcosa come 735 miliardi. Il 17% se non sbaglio va alle pensioni, poi viene la sanità e dopo tutto il resto.
Se noi andiamo a prendere il 5% sul totale di questi 735 miliardi, che sono pari a 200, se non sbaglio, 30 milioni al giorno, cavolo se non va a incidere sulla spesa pubblica, quella diciamo sociale. Vediamo un piccolo esempio, queste guerre, che nessuno lo dice, però tecnici che hanno analizzato, l'hanno fatto emergere, ad esempio, su tutte le file della sanità. Voi pensate che le file, tutto questo problema... Allora, mi scusi se la interrompo perché insomma ha fatto sì. le pulci a tutto quello che ha detto il nostro ospite, insomma si è espresso anche in modo non educatissimo dicendo che sono stupidaggini, è la sua opinione. Sì, insomma, sì, no, ma certo. L'ascoltatore però... sicuramente non vota un partito dell'attuale maggioranza governativa, questo l'abbiamo capito. Devo dire una cosa, prima cosa, il Comune di Trieste ha sempre trattato in maniera eccellente la comunità slovena. Ci sono delle scuole qua a Trieste, adesso non dico i nomi perché poi alla fine me ne dimenticherei sicuramente qualcuno, dove ci sono addirittura 3-4 studenti per delle classi, quindi non è assolutamente vero, il Comune di Trieste si è messo sempre a disposizione per la minoranza slovena. Invece la scuola a Tomizza è da anni chiusa e la risposta dell'assessore alla mia domanda, come mai nell'incontro con l'assessore Roberti non è stato posta l'attenzione a questo problema, mi ha detto che ne parleremo successivamente. Il problema è che i soldi ci sono adesso, cioè la regione, se non sbaglio, ha 300 milioni di euro da mettere a disposizione per i comuni, per gli enti locali, quindi non lo so se costa 3-4 milioni metterla a posto, quindi è una cifra sicuramente importante. Però, visto che comunque le richieste che arriveranno all'assessore sono tante, mettere sul piatto anche questa da parte del Comune di San Dorligo della Valle non sarebbe sicuramente sbagliato. Mi devo fidare di quello che dicono i tecnici governativi, quindi mi fido di più di quello che dicono i tecnici governativi che non di quello che dice l'ascoltatore. I tecnici governativi dicono che la spesa sarà molto alta, ma sarà ammortizzata da tutto un sistema di meccanismi che entreranno in funzione, che porteranno a un aumento di PIL e quindi di conseguenza il tutto si risolverà ad una spesa molto inferiore di quella che viene messa adesso sulla carta. Tra l'altro il governo Meloni ha una grandissima popolarità, io credo che stante le cose adesso la Premier Meloni auspica di poter stare lì altri 5 anni dopo il 2027, quindi non è che si va, tra virgolette, a castrare da sola mettendosi in una situazione che dopo non riuscirà a gestire. Quindi se lei dice non verranno toccati gli altri tra virgolette asset della spesa pubblica e che riusciremo a farcela, c'è da crederci, no? Come tra l'altro anche gli altri paesi hanno delle difficoltà probabilmente ad affrontare questa spesa, però ripeto, purtroppo oggi come oggi la spesa militare è una spesa che tiene su gli stati. Cioè io ho visto il PIL della Russia è più 3,8 quest'anno. Cioè, come può essere che un paese che è in guerra da 3 anni riesca ad avere un PIL che fa più 3,8 quando gli stati, tra virgolette, che non sono in guerra fanno 0,5, 0,3. Quindi succedono delle cose che sono, tra virgolette, molto difficili da spiegare, molto difficili anche da capire perché ci sono dei meccanismi che entrano in funzione, ma che però portano gli stati a sopravvivere anche purtroppo alle guerre. E le guerre oggi come oggi, e da pazzi, perché poi tante cose non si riesce a capire per quale motivo ci debbano essere e molto spesso finiscono sempre con un nulla di fatto, nel senso che nessuno ha guadagnato niente, ci sono un sacco di morti, di solito muoiono sempre tanti civili e quindi le cose sono inspiegabili, purtroppo il mondo va così e non riusciremo sicuramente a cambiarlo né io né te, Laura. Allora, dobbiamo andare rapidamente in pubblicità, dopo c'è anche un'altra telefonata, fra pochissimo. Bentornati in diretta, ancora in compagnia di Antonio Lippolis, sempre di Fratelli d'Italia, consigliere comunale a San Dorligo. Allora, mi dicono che è caduta la linea della telefonata, allora volevo leggere ancora una mail che era arrivata da parte di Giorgio che torna sul problema della cabinovia, e quindi è un tema tutto triestino che però il nostro ospite sta seguendo, immagino. Cosa ne pensa sul fatto che tutte le opposizioni fatte dai cittadini sulla variante siano state ritenute non accoglibili? Possibile che tutti i cittadini che hanno fatto le opposizioni siano degli sprovveduti e incapaci nel formulare qualsiasi tipo di opposizione, dice Giorgio, protesta per questo. Sì.
Allora, io non so quanti terreni verranno espropriati dalla Cabinovia, però so che sono arrivate 3.000 opposizioni, 3.000 e passa opposizioni. Allora, dire che le 3.000 opposizioni che sono state accolte, tra l'altro, che sono state raggruppate in 40 gruppi, da quello che ho capito 40, 42, 30, c'è chi dice 36, non ho capito, però visto che molte di queste opposizioni sono state fatte copia e incolla, cambiando una virgola, perché poi fare 3.000 opposizioni su un argomento così non è molto semplice. Allora chiaramente c'è una regia dietro, c'è un'organizzazione che ha fatto in modo che arrivi questo pacco in tutti i sensi al Comune di Trieste per fare in modo che insomma i lavori vengano ostruzionati, se mi passate il termine, per fare in modo che la variante passi più, se deve passare, passi più a lungo possibile, che prima si esprima il TAR, insomma tutte questioni tecniche che sono tra l'altro anche molto, molto antipatiche. L'idea che mi sono fatto è che alla gente non gliene frega assolutamente niente di questo problema, cioè io ho parlato con tantissimi triestini di questa cosa. Chiaro che c'è forse una leggerissima parte in più che coinvolta da commenti social, forse dice ma sì, labora, sì, i costi, sì, probabilmente c'è questa opinione forse predominante, ma pronta sicuramente a cambiare idea, secondo me. Cioè nel senso che uno dovesse vedere che le cose funzionano, nel momento in cui passa dall'altra parte sicuramente. E va solo via. E va solo via. Però c'è un 70%, secondo me, una parte molto abbondante della popolazione di Trieste che proprio di questo problema non ne frega niente. O nel senso che se si fa bene, se non si fa pazienza. Diciamo che i contras, quelli che sono più scatenati, sono quelli che hanno trovato l'occasione di riunirsi intorno ad una problematica per fare politica, perché poi alla guida di questi movimenti ci sono i soliti noti, c'è adesso Trieste, c'è il Partito Democratico, hanno trovato il sistema per fare in modo, ridicolizzando tra l'altro uno strumento. Già il fatto che lo chiami Nuovo Via, secondo me, è una cosa riduttiva di quella che in realtà è una semplice cabina. Però io insomma guardavo nel mondo, ci sono veramente centinaia, ma che centinaia? Migliaia e migliaia di città dove queste cabine funzionano tranquillamente, che non danno assolutamente fastidio, dove addirittura ho visto ci sono alcune città dove queste cabine vengono usate per dei tratti orizzontali senza arrivare a situazioni collinari o montane. Quindi è uno strumento come tanti altri. Poi se uno mi viene a dire ma perché deve andare al quadrivio di Opicina, cosa ci vanno a fare al quadrivio di Opicina? Ma la cabina è già uno strumento di per sé stesso, un'attrattiva, è come la ruota panoramica, cioè dal momento che io vado in una cabina di vetro e vedo la città di Trieste dall'alto, è già lì un motivo di attrazione per il turista. Certo. Ma chi dei turisti che viene a Trieste a fronte di un biglietto di 5-10 euro, quello che costano più o meno in Grecia per esempio io ho pagato 5 euro, adesso non mi ricordo esattamente la località, perché poi sono località molto piccole, che a fronte di un biglietto di 5 euro il tragitto durava dai 15 ai 20 secondi, perché abbiamo fatto veramente per arrivare era la città degli asinelli, tra virgolette, adesso non mi ricordo esattamente come si chiama, però un tragitto veramente di niente, per arrivare e per dopo scendere con l'asinello intorno per, sì chiedo scusa, ho il telefonino, ho il telefono con la suoneria. Era uno squillo che mi era nuovo, diciamo. Sì. Anche perché è arrivata una telefonata, quindi sentiamola subito, diamo tempo appunto a Antonio Lippolis di spegnere l'audio del telefonino. Allora, pronto, buongiorno, chi è lì? Buongiorno. Buongiorno. Allora, Lippolis, delle volte voi in crisi siete troppo mommoli, come dire, dovreste controbattere alle cose che dicono questi a sinistra, in modo, cioè, tu dici una cosa e tu controbatti. A parte scusa, apriamo una parentesi, il signore che ti ha telefonato prima ci dispensa ogni mattina delle sue pillole di sinistra contro il comune, contro la regione, contro il governo, ogni giorno. Lui comincia e dice, pronto, mi sentite con questa frase, ogni giorno così, vabbè, lasciamo parlare. E dopo Franco e lui sono tutti i giorni così. Allora, il discorso dei sondaggi, se il sondaggio l'avrebbe fatto il Secolo d'Italia, faccio un esempio, sta sicuro che il sondaggio era capovolto.
Siccome l'ha fatto il piccolo, insomma, sappiamo un po' da che parte, come si dice, il picca il giornale. Vabbè, impattante. Signori miei, ma sapete cosa vuol dire impattante? I piloni. Allora andiamo da Muggia, oppure chi viene dal mare. Guardiamo Trieste. Impattante è Chernobyl e Alcatraz. Sai cosa sono Chernobyl e Alcatraz, no? Chernobyl è l'ospedale di Catinara, che quella volta che che è scoppiato, qualche giornalista straniero fotografò Catinara, certo. e in tutto il mondo per loro era Chernobyl. Alcatraz e Catinara, questi due qua, se tu li guardi, quelli sono dei mostri, non i piloni. Il Bosco dice, ma dovevamo abbattere Allora, l'altra settimana, Rai 3 ha fatto un servizio con la televisione dove verranno abbattuti dei pini, non so quanti, perché l'avanzamento di questi pini sta occupando la flora che deve crescere, perciò verranno abbattuti dei pini, già detto. Costi? Allora uno dice, sì, costerà, come certo. Allora, per favore, mi portate i costi del tram di Ostia? Io sono andato a vedermi in internet. Il tram di Ostia, a parte cosa è costato per mettere a posto tutti i binari, ma costa decine di migliaia di euro che paga la regione, il comune, allora a una cosa tu devi controbattere, ci sarà che incazzarti, come si dice. Tu mi dici questo e io ti rispondo così. Si è capito che la cammino via, questi non la voglio, ma no, perché se invece da Barcoli in su fosse stato tutte le case degli ACP, non le aveva fregato un tuo, siccome passano sopra le villette e uno dà fastidio che mi guardano mentre faccio il tuffo nella piscina, magari sto facendo un bel barbecue con tanta gente, quello è il problema. Allora, quelle firme che hanno raccolto mi sembra 3.000 e sono andato a vedermi solo la circoscrizione Barcola che va verso su sono 36.000 persone. Se perciò neanche il decimo, un decimo che ha votato. Allora sai cosa diceva Berlusconi una volta quando ci fu uno sciopero generale e andarono in strada 3 milioni, mi sembra 3 milioni di persone. Berlusconi rispose, quanti sono? Sì, 3 milioni. Allora facendo un calcolo, 57 milioni sono rimasti a casa, guardi noi che mi preoccupo più di tanto. Grazie, ciao. Grazie, buona giornata. È chiaro, no, mi piace, di solito sono uno molto sanguigno e quando ho qualcuno di fronte in effetti rispondo a tono. Qua sono in una trasmissione da solo, non posso rispondere in maniera eccessiva ad un telespettatore che si trova in una situazione tra virgolette di inferiorità, essendo a casa con il telefono e quindi certo. non mi pare il caso. Aggiungo un'altra cosa riguardo l'aspetto ambientale, che recentemente ci sono stati degli incendi in Carso, non ho sentito uno di quelli che fanno parte di questo comitato dire qualcosa in merito alle centinaia di alberi che sono stati abbattuti da questi fuochi. Allora è facile fare l'ambientalista ogni volta che il centrodestra fa qualcosa e che elimina. Tra l'altro, se andate a vedere il Parco Bovedo, non è in una situazione splendida, ci sono degli alberi malati, c'è molta starpaglia. Dopo è chiaro che quando si tratta di fare degli espropri sembra che ci sia una casa che grazie a questi espropri avrà sicuramente una diminuzione di valore, ma insomma il comune è disponibile, cioè nel senso che se la casa adesso vale 300.000 euro e domani ne varrà 200, si troverà un accordo perché il comune possa dare la differenza di questa diminuzione di valore. Questi sono accordi possibili da fare soprattutto per quelle persone che hanno sicuramente un danno. E dopo gli espropri ci sono sempre stati, cioè voglio dire, senza l'esproprio di un terreno il mondo sarebbe fermo a 500 anni fa. È evidente che quando uno ha un terreno agricolo sa che prima o dopo può succedere qualcosa in quel terreno perché il progresso va avanti, perché la situazione cambia, anche un terreno edificabile, cioè, ho detto terreno agricolo per dire un terreno da pascolo è indifferente, perché la situazione va avanti. È evidente questo, insomma, dopo è chiaro che dispiace e sfiga tra virgolette per lui, perché è normale così, però in questi casi ci sono delle compensazioni per fare in modo che il privato non abbia un furto tra virgolette, quindi che diventi una sorta di compravendita. Allora un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno.
Sì, buongiorno, sono Gabriela da Largo Barriera. Gabriela, anch'io sono una delle persone che non la vuole la cabina via, io solo abito a Largo Barriera. Io ho fatto un'opposizione a questa opera inutile, perché a me Largo Barriera, quella opera, prima che non mi serve, perché ovviamente io a Piceno non vado, andavo da Gigi quando c'era vivo Gigi, però dopo già non vado più, ma il fatto è questo, che questo impatta economicamente per una città, non ha i numeri per essere sostenibile. A me se mi fanno una autovia sulle finestre del Largo Barriera sono contenta se mi mettono i piloni, mi tolgono tutto questo traffico. Una delle cose che non sta facendo il Comune è rispettare una normativa europea, un decreto legislativo, il 194 del 2005, che dice dell'inquinamento acustico per il traffico, e quello anche influisce nell'ozono che c'è adesso, e quindi sono tutte cose che il Comune si sta facendo, non guarda veramente il bisogno che abbiamo noi, e l'accesso sud di Trieste, lo che è Borgo e tutto quanto, passa per di qua, le quantità di macchine passano di qua, non per via commerciale. Io vorrei che qualcuno faccia i numeri, che mi pare che non li stanno facendo, e ogni 5 anni doveva essere fatto un piano d'azione per migliorare questo. Grazie. Grazie Gabriela, buona giornata. Allora, cara Gabriella, se non sbaglio il parco macchine degli autobus, dei tram, degli autobus, delle corriere, insomma del servizio pubblico della Trieste Trasporti sta diventando e diventerà completamente elettrico, quindi impatto acustico zero. Trieste ha un servizio bus, un servizio dei pullman, uno tra i migliori d'Italia, riconosciuto. Trieste è una conformazione fisica della città con delle strade molto strette, ma non siamo una città tra le peggiori dal punto di vista acustico. Invito la signora Gabriella ad andare un po' in giro per l'Italia a vedere quello che succede, e siamo in una situazione tra virgolette rosea sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda i costi della cabina, è evidente che sono dei costi notevoli, soprattutto per metterla su, ma come ho detto prima, siamo passati a 1.800.000 turisti all'anno, non siamo più la città da 400.000 turisti. Certo. Io credo che, lasciamo stare il trasporto pubblico cittadino, credo anch'io che non avrà un grandissimo successo dal punto di vista come posso dire, di quelli che andranno a lavorare con la cabina via la mattina, forse ci andranno, però insomma con quel tipo di utenza lì la cabina non sarebbe molto sostenibile. Ma credo che, come si vuol fare con il tram di Opilsena, quindi dei biglietti differenziati con dei prezzi diversi tra turisti e cittadini triestini, io credo che sarà sostenibile. Non credo che avrà bisogno di un numero eccessivo di persone per portare avanti questo progetto. I costi della cabinovia secondo me sono molto inferiori ad altre strutture dal punto di vista della manutenzione delle cose. È chiaro poi che se guardiamo quello che costa il tram, quello che costa, cioè i trasporti sono sempre antieconomici. Pensiamo soltanto a quello che è successo con le ferrovie in Italia. Una volta c'era il Trieste-Lecce, c'era il Trieste-Roma, c'era il Trieste-Napoli, c'era il Trieste-Bologna, adesso c'è il Trieste-Venezia, e dopo da Venezia devi trovare la combinazione per andare in un'altra città. Il trasporto pubblico è sempre antieconomico, però se non c'è il trasporto pubblico, che il pubblico non mette a disposizione, come posso dire, il trasporto per la città, siamo rovinati. Però non parliamo di trasporto pubblico soltanto in termini di guadagno. Poi è chiaro, vedremo chi lo gestirà, se questa cosa verrà gestita dalla Trieste Trasporti, se ci sarà un terzo soggetto. Insomma, intanto bisogna mettere in piedi le strutture. Una volta messe in piedi le strutture si passa al secondo problema. Allora, dobbiamo andare in pubblicità per l'ultima pausa di questa mattinata, e subito dopo c'è una telefonata in attesa, fra pochissimo. Rieccoci in diretta, ancora in compagnia di Antonio Lippolis di Fratelli d'Italia. Allora, al telefono c'è qualcuno pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Buccarella, buongiorno a lei e a Lippolis Nivea. Buongiorno Nivea.
Buongiorno, allora non avevo ancora capito l'Ipolis che lei non capiva niente, il signore mi ha illuminato, quel signore che ha telefonato prima, no? Volevo dire una cosa, tutti sono contro Trump, io non è che abbia molta fiducia in Trump perché cambia idea a ogni momento, no? Però siamo sinceri, gli Stati Uniti d'America pagano e contribuiscono alla NATO col 50%, l'Europa col 25%. Non possiamo pretendere che ogni volta che c'è un problema lo risolvano gli Stati Uniti, punto, no? Ai miei tempi, lei, l'Ipolis forse sì, la Bucarella non so, c'erano il gruppo dei giganti che cantavano mettete dei fiori nei vostri canoni, no? Oggi purtroppo se succede qualcosa metteremo le bandiere della pace nei canoni, secondo la sinistra, no? Perché non bisogna sovvenzionare la NATO, non bisogna sovvenzionare niente. Allora l'Ipolis, buon lavoro e avanti Savoia, grazie. Grazie Nivea, buona giornata. Grazie Nivea. Mi è arrivato un messaggio adesso di un mio collega che mi dice, no, questa è bella, la sapevo però, primo scontato no alla scelta del sito del centro a Basovizza, quale sede per il sincrotone? L'opposizione viene, questo è un articolo di qualche tempo fa. L'opposizione viene dall'Unione Coordinamento delle Borgate Carsiche che rappresenta gli interessi degli abitanti delle località di Basovizza, Padriciano, Groppada, Trebiciano, Banne e Conconello. Anche in quel caso raccolta di firme, proteste, no? La sinistra è imbestialita. Adesso voglio sentire uno del Partito Democratico di adesso Trieste che parla contro il sincrotone, cioè adesso è stata accettata dalla città, è un fiore all'occhiello della nostra città, è un fiore all'occhiello di Trieste, però quella volta quando si doveva insediare il sincrotone, raccolta di firme, macchine che giravano qua, addirittura mi ha mostrato c'è una macchina tappezzata con passerete sul nostro corpo, tutta una serie di cose. Questo è il non sepol, che io una parola che odio perché poi sta diventando un marchio triestino bruttissimo, il non sepol della nostra città. Quando uno dice facciamo la ruota panoramica, mamma mia, copiamo Vienna, qua c'è la Bora, come sarà sostenibile, dove la mettiamo? Risate su Facebook, che poi ecco una nota di colore su Facebook, non fa testo. Cioè Facebook non fa testo perché scrivono su Facebook soltanto i contrari. Cioè non è allora coinvolge qualcuno, però poi alla resa dei conti, quando abbiamo visto che si va alle votazioni, faccio un esempio, tanto io sapete che sono molto franco nelle cose che dico, il presidente Federica durante il Covid, sì. Se uno leggeva Facebook sembrava dovesse alle elezioni successive prendere il 20%, perché le offese che arrivavano al presidente Federica su Facebook erano superiori a, come posso dire, agli elogi del suo operato. Poi abbiamo visto com'è finita, ha vinto 70-30. Quindi con questo cosa voglio dire? Non fidiamoci troppo di quello che leggiamo sui social, non fidiamoci troppo di quello che vediamo, perché molto spesso nasconde la realtà. Non fidiamoci troppo dei sondaggi del Piccolo che dice l'80% è contrario alla cabinovia. Sì, l'80% probabilmente di quel 20% che si è espresso, perché come ho detto prima l'80% della cittadinanza non gliene frega niente di questo problema, nel senso che se si fa bene, se non si fa va bene lo stesso. Non è un ecomostro, perché come può essere un ecomostro che è uno degli strumenti presenti in tutte le località turistiche di tutto il mondo? Cioè voglio dire, sono tutti scemi? Allora voglio dire, uno ha un panorama bellissimo, dei monti bellissimi, delle colline bellissime, e cosa fa? Mette un ecomostro. Non è così. Non è così. Allora Corrado proprio parla di ecomostro, dice non credo proprio, sono del centrodestra, evidentemente il telespettatore che aveva telefonato prima e qualcuno aveva detto insomma che poteva essere del centrosinistra, e per me la costruzione di questa bidonvia è un ecomostro. Rossana, che da sempre contraria appunto alla cabinovia, dice mi dispiace non riuscire a telefonare, avrei voluto rispondere al consigliere Ripolis per segnalare numerosi errori che ha fatto cercando di analizzare il famigerato progetto cabinovia. Il primo, quello più eclatante, è la confusione che ha fatto tra osservazioni e opposizioni. Questi giorni si stanno discutendo le opposizioni, che sono 37, non 3.000. Sì, no, 37 sono i gruppi, gruppi delle opposizioni.
ho sbagliato a dire osservazioni invece sono opposizioni. Opposizioni, giusto, ho sbagliato io. No, le opposizioni che sono 37, non 3.000, 3.000 sono le osservazioni, dice appunto giustamente Rossana, sì, sono quelle che vengono analizzate individualmente, non raggruppate, queste le opposizioni, no? Perché vengono prodotte da cittadini che sarebbero colpiti dall'esproprio e asservimento, quindi 37 opposizioni. Però le 3.000 osservazioni sono state raggruppate in 40 gruppi. Sì, ho sbagliato io a parlare di osservazioni e opposizioni, chiedo scusa. Abbiamo fatto confusione insomma sul termine. Sì. Allora, mentre un altro telespettatore dice mi scuso per la mia ignoranza, ma perché non si fa un referendum o votazione e a deciderlo sia la cittadinanza, poi non si è in grado di fare manutenzioni minime dell'arredo urbano e vogliono fare l'inutile ovovia, dice ancora Igor, mentre Mauro dice io sono uno che se fanno la cabinovia va bene, se non la fanno va bene lo stesso, quella maggioranza insomma che diceva secondo il nostro ospite essere quella dei triestini, ma quando hanno costruito tutte quelle villette andava bene il disboscamento, che sicuramente l'area era molto più grande che per 4 piloni, e qui ci ricolleghiamo anche a quelle proteste, no, per la costruzione appunto del sincrotrone. No? Ma io credo che i referendum debbano essere fatti soltanto in casi eccezionali. Ci sono i rappresentanti dei cittadini eletti con delle democratiche elezioni che vanno in consiglio comunale, in consiglio regionale, al governo, in Parlamento e devono fare quello che è il mandato degli elettori. Se ogni volta che c'è da fare qualcosa bisogna ritornare a chiedere il parere ai cittadini, a questo punto eliminiamo le elezioni, eliminiamo i consigli comunali, allora ogni volta che si decide se rifare Piazza Goldoni diamo la parola al popolo, facciamo un sondaggio, però a quel punto non serve più il consiglio comunale, non serve più niente. Cioè, ma vi immaginate che problematiche ogni tot tempo chiedere ai cittadini le discussioni continue? No, invece uno deve fare quello che è nel programma di governo, e si sapeva prima delle elezioni che se ne parlava, mi ricordo la Luisa Polli già parlava di questa cabina, e poi dice ma per che motivo è stata messa nel PNRR? È stata messa nel PNRR perché non c'erano altri progetti pronti, invece il progetto della cabina c'era già, insomma tutta una serie di cose. Se il sindaco di Piazza con la propria maggioranza ha avuto il consenso da parte degli elettori per andare avanti, è giusto che vada avanti, e io mi auguro, per fare un dispetto alla sinistra, sinceramente, personalmente probabilmente a me cambia poco che si faccia o non si faccia, perché poi io non abito in questo momento a Officina, la prenderò 1 o 2 volte all'anno come tutti i triestini per vedere il panorama e per vedere di cosa si tratta realmente, quindi a me sinceramente cambia poco. Però giusto per fare il dispetto alla sinistra, che sta veramente facendo una campagna ostruzionistica su un problema che non è così grosso, perché io l'altra volta ho detto una parolaccia, ho detto questa cavolo questa cavolo di, però in realtà insomma non è che stiamo mettendo o stiamo chiedendo, qualcuno si sta proponendo di rimettere in funzione la ferriera a Trieste o di costruire una centrale nucleare a Padriciano o di una base NATO in Portovecchio, come ho detto, stiamo parlando di una cabina, cioè secondo me la vita dei triestini non cambierà di una virgola dal momento che questa cabina verrà messa in funzione, e quindi per fare un dispetto alla sinistra che venga messa al più presto. Che venga messa, dice. Allora Paolo, aggiungo a quanto detto dal vostro ospite che ad esempio da quando è stata tolta la linea 2 barrata i residenti diretti a Officina affollano la 64 piuttosto che servirsi del tram in quanto più veloce. Penso accadrà anche per la cabinovia, pur tuttavia mantenendo una funzionalità turistica, dice il signor Paolo. Sì, no, poi allora parliamo del tram? Il tram è sicuramente antieconomico. Io ricordo i primi giorni dopo la riapertura, non so se ricordi Laura, le file al capolinea in piazza Oberdan di gente che non vedeva l'ora di riprendere il tram. Certo è però che non è ogni giorno che c'è questa folla sul tram. Il tram non si mantiene da solo, non ce la fa a mantenersi, però è bello che ci sia. Prova a levare il tram ai triestini. Se glielo levi si sollevano subito le proteste. Però ora come ora, durante la settimana, il tram mi dicono che spesso è vuoto.
non ci va nessuno su. Allora voglio dire, è chiaro che bisogna trovare il sistema perché stia più in piedi, tra virgolette, economicamente, creare un prezzo differenziato probabilmente avrà delle problematiche, perché ci sono dei contratti in essere, bisogna cambiare i contratti. Però si va in quella direzione lì e lo ripeto ancora per l'ennesima volta, il servizio pubblico molto spesso è antieconomico. Allora, una telefonata, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno signori, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Sono Sergio, chiamo da Trieste. Sì, Sergio. Per l'amor di Dio, io ho quasi frequentato una telecabine a Singapore, a 8 posti, bisognava aspettare un'ora per salire. E una cabina ogni 20 metri era automatica, pieno di gente che non vi dico. Non sono riuscito a salire perché non ho fatto la fila. Non voglio parlare di questo. Il sindaco potrebbe essere un po' più furbo. Intanto cercare di riparare i piccoli buchi in strada. Non so se mi spiego. Ci sono dei pozzetti in strada, o da una parte o dall'altra, via San Francesco, insomma, pozzetti che ha un proprietario, ha pagato, paga il noleggio di quel pozzetto, di quel chiusino in ferro, o esso sia, o in cemento. Bisogna portarlo a livello. Non che io devo andare in città con l'auto, devo scansare i pozzetti, perché sennò mi scasso i sentimenti, come si dice. E quello è un lavoro che andrebbe inserito non senza spese. Tu sei a Cega, metti a posto quel pozzetto. Tu sei Enel, metti a posto quel pozzetto. E paghi tu, non pago io, perché tu hai già pagato. Quello è un piccolo discorso. Quando fanno un passaggio stradale, ci mettono o troppo bitume o poco che vai dentro col tundum sempre, o poco che vai dentro lo stesso. Dopo tanti anni hanno riparato uno qua in via Fabio Severo, in via Valerio, ma era proprio dopo 15 anni che ho telefonato, sapete. Lasciamo andare un momento questo. Questo è già un piccolo problema, che se il sindaco è più furbo farebbe prima di tutto questi lavori qua e dopo anche le telecabine, che non niente in contrario. A Grado è caduta la fonte di un po' di malta della piscina termale, quella che c'è a Grado in centro, vicino al bagno. Tutti passano di là, tutti si lamentano, ma nessuno ha avuto coraggio di chiamarvi voi, che voi dovete fare un servizio, perché non è possibile che un pochi di metri quadrati di malta che si è stata messa su senza la sabbia e cemento precedente, perché il giornalista non capisce niente, ha detto è caduto giù il pannello di gesso. Che pannello di gesso? Quel di malta messa sui forati senza aver messo preventivamente un sabbia e cemento, come che facciamo noi a Trieste, un'ingrezzata di sabbia e cemento. Beh, se 2 mesi, 55 giorni, che aspettiamo la piscina, e che se ne dica se è un'entrata per Grado, e insomma per la regione, perché c'è tutti che si lamenta. Di queste robe qua, Galleria devo contarvi altre 20, ma lasciamo perdere. Cercare di risolvere il problema di Grado, perché bisogna svegliare. 60 giorni, se fossimo in Cina, intanto che avessi trovato il murador che non ha messo il servizamento, intanto, e che avessi messo lui a spese sue. Chiaro. E prima di tutto che avessi messo in 2 giorni. So che non siamo in Cina, siamo in Italia, peso ancora a Grado. D'accordo, vi saluto ancora, qualche volta vi sento sempre. D'accordo? Ciao. Grazie ciao, Sergio, buona giornata. Allora, Sergio segnala più appunto problemi puntuali. Allora, è normale che un cittadino non conosca qual è come posso dire, tutta l'opera che il pubblico fa ogni giorno. Chiaro. È chiaro che la cabinovia viene fuori perché emerge, perché c'è la stampa che fa emergere il problema. Il fatto che invece l'amministrazione comunale metta a posto una strada, il bitume di una strada, rifaccia una strada, rifaccia un marciapiede, non viene fuori. È il problema annoso degli ultimi 10-15 anni, quindi è un problema. Quando ci sono delle strutture che sono molto vetuste nel sottosuolo e che devono essere cambiate perché le tubature sono molto vecchie, ed è un'opera che va avanti per anni e anni e anni, è chiaro che ci mette mano uno e mette una pezza. Dopo nel sottosuolo ci deve mettere un altro, perché nel sottosuolo non passa soltanto il gas, passano anche, faccio un esempio, cavi telefonici, passano tutte le infrastrutture. Chiaro.
non si finisce più, però non è che il comune non va in quella direzione o non cerca di tutelare, tra virgolette, tutte le strutture pubbliche della città. Insomma, abbiamo visto che Viale D'Annunzio è stata rifatta, i 2 marciapiedi sono stati rifatti completamente, le due passate intorno alla chiesa di Piazza Sant'Antonio sono state rifatte, ora partiranno i lavori della piazza vera e propria, andrà giù il muro di Piazza Goldoni, lavori sicuramente più piccoli che molto probabilmente non hanno l'eco di altre iniziative, però il comune va avanti in moltissime direzioni, e quello che non si vede è l'ordinario. Si vede soltanto il straordinario che non è che si vede, crea polemiche lo straordinario che poi fa parlare per mesi e mesi, come il caso appunto della cabina. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno dottoressa, sono Vladi, buongiorno. Vladi, buongiorno. Solo un inciso brevissimo perché vedo l'orario. Sì. Allora, riguardo il tram e la cabinovia. La cabinovia dà un servizio continuo, seduti, si sta massimo in 10 seduti. Al venerdì, al sabato e alla domenica, chi vuol prendere il tram per andare a officina sono stipati come le sarde nel barile e quindi farsi mezz'ora in piedi, poi dire ma non guardano nessun panorama. Quindi il servizio non solo della cabinovia, adesso leggevo, il tram sembra che costi 2 milioni all'anno, ma va benissimo, è un servizio pubblico, costa, ci sono anche finanziamenti anche da parte delle ferrovie. La cabinovia costerebbe meno del tram. E darebbe un servizio continuativo senza aspettare l'orario di partenza, l'orario di arrivo e quant'altro. Si potrebbero Quindi mettere più anche comodo, biciclette, insomma, più moderno, più comodo. Montano in 3 con 3 biciclette e questo col tram non si può fare. Quindi è comodamente seduti fino a su. Chiarissimo Vladi, grazie del contributo, insomma un'altra voce a favore. Insomma, ce ne sono, no? Sì, sempre, insomma, sì. sia a favore che contrario. Ad esempio Patrizia ci scrive: ieri sera mi sono soffermata a guardare il tramonto, il profilo del nostro Carso dalle nostre rive, mi è venuto in mente il progetto dell'Ovovia, non posso dire che l'idea di un cavo con tanto di ovetto che ci passa sopra o a metà mi piaccia, questa è anche una posizione. Poi c'è Fulvia che dice: buongiorno, volevo solo dire al signor Lippolis, ma fate un paragone Ovovia Sincrotone, stesso utilizzo, o col tram di Opicina, che ricordo al signore che serve a tutti quelli che abitano lungo la tramvia? No, io dicevo semplicemente che quando è nato il progetto per il sincrotone c'erano comunque erano tutti contrari, adesso sono tutti contenti. Allora se tanto mi dà tanto, può essere che adesso siano tutti contrari, tra virgolette. Non è vero che sono tutti contrari, ma si sente di più la voce di quelli contrari, e quelli che sono adesso contrari magari un giorno saranno tutti contenti. Questo era il discorso. Allora io ringrazio molto Antonio Lippolis per essere stato con noi questa mattina, lo invito a tornare a trovarci presto. Grazie. A Sveglia Trieste e buona giornata, buon lavoro. Buongiorno a tutti. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, e naturalmente Sveglia Trieste torna puntuale domani mattina alle 7. Grazie e buona giornata.